Ah, Gesù mio, ma siete sordo? Ma come ve lo devo dire? Mio fratello Geppino sta dormendo, non lo posso chiamare. Evviva la mia sfortuna! Io vengo al mattino presto per trovarlo, invece trovo che sta dormendo perché ha fatto la nottata con la febbre. Ma quando è che ne indovino una? Ecco qua, guarda, 38, 39 e 40. Escono sabato? No, è la febbre. 38 a mezzogiorno, 39 alle 6 e 40 la sera. Sta inguaiato, perciò non sta venendo in ufficio. Cristina! Cristina! Ah, sei svegliato. È lui, è Geppino. No, è mio padre. C'ha 80 anni e è un poco svanito di mente. Cristina! Gentile signore! Cristina, ma quando si mangia in sta casa? Papà, è presto. Guardate, abbiamo preso il latte insieme poco fa. Ci sono ancora le tazze sul tavolo. Il latte? Eh. Mi pare di sì, poi mi sono addormentato un'altra volta. E voi fate sempre questo, vi addormentate e quando vi svegliate volete mangiare un'altra volta. Ma è presto, sono le 9. Sono le 9. Scusate, voi che ora fate? Le 9. Mi faccio mezzogiorno. No, papà, voi fate mezzanotte. Ah, mezzanotte. Dille figlie, un po' che schifezze di mangiare che mi danno, mi fanno scippettente all'occhio. E si tutta la pensione mia. Voi vi scordate di caricare l'orologio. Ah, si è fermato. Si è fermato. Non è mezzogiorno, è mezzanotte. Sono mi proprio accorto. Ma sai che faccio? Mi vesto, mi vado a fare una bella camminata, Bravo papà, andate. Una mista schiena, un camalo. Ai 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 ai. Avete visto? Ho visto che faccio tardi in ufficio stamattina. Ma voi è inutile che aspettate, perché mio fratello non si sveglia nemmeno per le 2. Ma io sono Persichetti, il suo collega di ufficio, il suo carissimo amico. Non avete mai sentito parlare di me? Non ha mai detto che so, quel simpaticone di Persichetti, quel carissimo Persichetti, oppure in senso affettuoso, quel fetendone di Persichetti. Sì, l'avrà pure detto, ma adesso in questo momento non me lo ricordo. E poi scusate, ma che pretendete? Che io vado vicino a mio fratello, lo scotoleo da dentro al letto. Geppi, svegliati, che fuori c'è quel fetendone di Persichetti. Ma no, è venuto Persichetti, il tuo collega di ufficio, il tuo compagno di catene, lo scapolone Persichetti. Lo scapolone? Ah, sì, aspettate, mi sembra di ricordare, sì. Mi aveva parlato di un suo collega che viveva solo, un poco squallido, e me lo voleva presentare in quanto che anch'io ho perso l'autobus e sono rimasta un tantino zitella. Ah sì? Sapete, sono quelle cose che si dicono la sera dopo cena con un poco di malinconia nel cuore e un poco di vino in testa. Sì, ma sicuramente non sono io il bersaglio di questo privilegio. Io sono uno che fuma, beve, tengo per un fegato bruciato dall'alcol. Ma allora è proprio come dice mio fratello, lo sapete che ci vuole per voi? Una mammarella. Ma come, una carciofa romana? Ma no, che dite? Una mammina, una donna che possa prendersi cura di voi. Signorina, io sicuramente voi non conoscete bene gli uomini. Ah, come la canzone di Mina. Sono tanto fragili, fragili tu, maneggiali. Forse è meglio che me ne vado, mi raccomando, curatelo bene, copritelo, che non prenda colpi d'aria. Come siete affettuoso. Il l'ha già prestato 500.000 lire, mannaggia all'imbecille che sono. Tornate presto. Geppi, se n'è andato, puoi uscire. Ma io non capisco, ma tu sei nervoso che tenga addosso, tu ti metti a sedurre a Persichetti.
Sì, Geppi, tu sei grande. Ma Io? sai che faccio? Sì, piglio un bello cartello, me lo metto qua, con la scritta, la conversazione non può durare più di 5 minuti. Che dici? Hai ragione, pure tu hai ragione. Ma poi dico io, no, tu tieni tutti questi graffi, questi cerotti in faccia, ma perché ci dobbiamo inventare la febbre, il raffreddore, l'influenza? Esci e fatti vedere. Brava mia sorella Cristina. Io se esco così se ne accorgono subito che mia moglie mi ha picchiato. Oh, Cristina, io sono un uomo che tiene una dignità, tiene. Ma tu ti rendi conto che fin quando non si tolgono questi graffi dal viso, io in ufficio non ci posso andare. Quelli hanno il naso per queste cose, si vedono subito che sono graffi di moglie. Mamma mia, Vergine Santa, ma tu stai diventando proprio pazzo, pazzo! Io ti ho lasciato fare l'imbecille per tutta la vita. E tu mi fammi un pazzo in santa pace. Mamma mia, ma che brutto carattere che tieni, che la tua moglie avrà ragione, perciò ti sei fatto schifare. Ma perché mia moglie mi schifa? Te l'ha detto proprio lei? No, ma si vede. Perché che tempi? Che c'ho? Oh carattere, c'è più carattere. Guardami, guardami. Andata vicino a te, che cosa ho fatto? Ho fatto la faccia di una cameriera. E ancora con sta storia della cameriera. Cristi, tu non c'hai la faccia della cameriera. Tu tieni la faccia della regina degli imbecilli. E questo sai fare tu, gridare, offendere. Ma che la poverella ha ragione. O sai come ti chiama? A me? Sai come ti chiama? Orlando Curiosa! Così mi chiama la signora a me, Sì, l'Orlando proprio Curioso. così. Ma che me lo venisse a dire in faccia, sì. ma che me lo parlasse in faccia. Venga, venga signore, si accomodi in parlatorio. Oh, questa qua sta. Venite, signora Clotilde, venite. C'è sta pure la signora Clotilde! Si può mettere qua. Sì, poggiate qua. La signora era uscita, la signora. Grazie assai, Niente. Ci vediamo dopo. Chiamate. Eravate uscita, signora cara. Sono andata a comprare piatti e bicchieri perché a furia di litigare siamo rimasti senza munizioni. Ah sì? Perché c'è qualcuno che quando gli piglia nervoso rompe piatti e bicchieri senza risparmio e rompi oggi e rompi domani. E quello si doveva sposare la figlia di Richard del Ginori. Hai ragione. Ha ragione. Qua lo scemo di casa ha fatto una domanda, ha fatto. Ma io vorrei sapere perché non mi si risponde. Ogni cosa che dico nessuno mi pensa a me. Io vorrei sapere io cosa rappresento in questa Madonna. casa. Io chi sono in questa casa? Questo vorrei sapere io. Qua, noi non ci vedi, tu sei lo scassatazze della casa. Io sono scassato. Margherita. Tu hai capito, Geppi, ma basta, l'udienza è finita. Sono sordo e muto, mi chiedo qua, non voglio parlare più con nessuno. Invece voglio parlare. E invece voglio parlare, E Margherita, tu mi parla, devi e stare a sentire, io ho una dignità. Qua in questa casa sono stati sempre gli uomini che hanno portato il pantalone, sempre gli uomini hanno portato il pantalone. Margherita, E che... scendi in un momento, ti serve qualche cosa? Mamma mia. Papà, ma voi dove andate combinati in questa moto? Ma perché? Come sto combinando? Gesù, tanto Papà, ma non vedete, vi siete dimenticati di mettervi i pantaloni? Capa, quando bevevi il vino questo non succedeva. Sì. E da quando mi date il latte che sto facendo la ricotta dentro al cervello. A proposito di ricotta, ma quando si mangia in questa casa? Papà è ampresso. È È presto. Tu qualche giorno chi si acchiappa tanti buffattoni. Ancora ne devo prendere. Perché secondo te non mi sono accorto che già sei tornato dall'ufficio, quindi è ora di mangiare, hai capito? È ora di mangiare. Papà, quella all'ufficio non c'è andata proprio. Non c'è andato. Non signore. Hai fatto filone, Sì, papà, domani mi dovete firmare la giustificazione. Guarda, la giustificazione. Ma tu lo senti, Margherita? Ma tu lo senti a chi? Ma che stamattina non va appiccicata? No, sono scocciata. Sei scocciata, Margherita, state attento, questo di notte vede le femmine nude alla televisione. Porcagione. Eccolo qua, e poi questione di niente vuole sapere lui chi è in questa casa, senza riguardo, senza rispetto per una moglie legittima. Guardate là, un padre di figlia che davanti alla televisione notturna si mette a vedere lo spogliarello fino alle 3 di notte. Almeno fosse leggero, fosse leale, almeno dice, si sente, Margherita, a me mi piace di guardare.
Allora in questo caso una moglie dignitosa cosa fa? Signorilmente si alza, sputa in faccia e se ne va. Mamma mia, che carattere! E invece no, quando poi ne vai nel bollissimo, dice più delle cattive parolacce a quelle povere ragazze che si spogliano. Oh, guarda quella là, e sgrana gli occhi così, ancora di più. Ma questa è un'esagerazione, è uno schifo, è un'indecenza. E invece no. Poi quando gli vengono dei pruriti fuori stagione, che una moglie legittima non può acconsentire. E tu ti dovevi proprio permettere, capito? Ma quali pruriti? Deve permettere. E poi ci stanno, ovriti, tanti di questi casi. È perciò che i matrimoni si guastano. No, perché questi uomini pensano, studiano e si fanno l'educazione sessuale a modo loro e diventano scostumati. Oh, mamma mia, ma insomma uno è privo di prendersi una mezz'oretta di distensione la sera davanti alla televisione che deve essere ingiuriato così. È solo il notturno ti piace a te. Sì signora, Margherita, un notturno di Chopin. Chopin? Ah, ma chi? Chopin è il musicista? Chi si no? No. Perché questi delinquenti cambiano le parole dalla mattina alla sera senza avvertire. E mo me ne vado io, ma mi porto due piatti e bicchieri, se no quello è capace di scassare pure questo. Te le guardone. A me. Ma non hai capito niente. Non ho capito. Ma che fa? Mo si porta i piatti e non mangiamo più. Papà, è presto, è presto. Presto, vabbè, non mi tossicare, stai buono figlio mio, e tu fa una bella tazzolina di caffè. No, papà, c'ho da fare. Niente caffè, anda. Vado un po' davanti alla televisione. Sì, andate a vedere un pochettino di televisione, stanno a fare cartoni animati. Che dite bambini? Sì, signore, passate una mezza giornata là vicino. Mamma mia, mo si mette là vicino là e là finisce tutta la giornata. Geppi, Sora mia. senti a me che sono tua sorella. Corri in quella camera, gettati ai piedi di tua moglie in ginocchio e chiedile perdono. Tu senti a tuo fratello. Sì. Vai in quell'altra camera, vedi, il balcone già sta aperto, buttati a basso, così la finisci di parlare. Mamma mia, ma tu sei una cosa impossibile, che lavorella, ha ragione. Ha ragione, ma mo ha finito la signora, mo ci pensa l'avvocato, l'avvocato Sarappa ci pensa lui. Niente di meno, tu hai chiamato l'avvocato. Sì signore, basta Margherita e Cristina, mi sono deciso, mi voglio spartere, divorzio, mi separo da mia moglie. L'avvocato ci pensa lui. No, tu questo non lo puoi fare. Come no, io mi sono inventato persino un motto personale. Un prete mi inguaiò e l'avvocato mi salvò. Ma come? Un uomo come te che è andato a votare contro il divorzio. Perché tu stavi nella cabina elettorale con me io lasciai la scheda in bianco così ho scaricato la responsabilità sul popolo. Guarda, che ha ragione, che lavora. Tu sei un muschettiere che acchiappa in mosca. Il tuo muschettiere che chiappa in mosca. Sì. Ma è finita, Ora ci pensa l'avvocato Sarappa, l'ho chiamato già. E chi sei? Sì, questo è lui, va a vedere la porta chi è, va. Guarda Geppi, te lo dico per l'ultima volta. Pensaci 100 volte, perché tu tieni un carattere che ti voglio solo immazzato. Ad immazzato devo prendere. Mamma mia, avvocato. Ci pensa l'avvocato. Geppi, no, Che sta? Geppi, fuori c'è l'avvocato. Sì, signore, c'è l'avvocato, l'ho chiamato io, quando ti prego, vai a chiamare. Sì, ma che documento? Fuori c'è l'avvocato. Signore, te l'ho detto, è evidente, chiama lei E ti sto l'avvocato. pregando, fuori c'è l'avvocato. Sì, signore, l'avvocato, fallo entrare. Un prete mi inguaiò e l'avvocato mi salvò. Prego. Buongiorno, E chi è? è l'avvocato di vostra moglie. Te lo volevo dire, non mi hai fatto parlare. Permettete, avvocato Stenda, matrimonialista specializzato. Va bene. La Anche signora la moglie. mi ha chiamato ieri sera telefonicamente d'urgenza. Anche la signora moglie ha chiamato l'avvocato, hai visto Cristina? Ha chiamato d'urgenza, come si fa col 113. Questo deve essere l'avvocato mio, vai. Mamma mia. Vedo che state di buon umore. È la cosa migliore in queste situazioni. Hai voglia. L'accordo nel disaccordo. Discutere da persone civili, oneste, con urbanità e comprensione. Prego, accomodatevi. Eccomi qua.
Uè, caro Stenda! Carissimo Sarappa! Sembra bello combinato, uno stende e un altro s'arrappa, uno stende e un altro s'arrappa. Ma tu che ci fai qua? Io sono contento, vedrai che ci accorderemo presto perché sei una persona leale e pulita. Geppi, che hai fatto la faccia? Avvocato, mi hanno fatto talmente imbestialire, talmente nervosire che ho battuto a mia moglie. Battuto! Sì, ho picchiato a mia moglie. Statevi zitto, zitto, il nemico ci ascolta, zitto! Totalmente dal nervoso, poi mi sono dato 4 schiaffi in faccia da solo. Guardate che mi sono combinato, guardate. Il signore Carino è uno sbruffone. Ma per queste cose che vi vengono, che ne so, non avete mai consultato un dottore? Zitto, queste una belva. sono domande a trabocchetto, parlo io. No, non ho mai consultato un dottore perché il signor Iaccarino è una persona calmissima, tranquilla. Certo, certo. Solo un po' collerico, un po' nevrastenico. Oh, ma caro Stenda mio, e credete che io non abbia esperienza? Questo qui è la classica erba molle che ognuno, eccetera, eccetera. Lo so, caro Sarappa, lo so. Ma in fondo anche l'ortica è un'erba molle. Ma punge, caro collega, punge! Ma no, ma se è una tale camomilla non farebbe male neanche una mosca, non è vero? Sinceramente, il signore qui presente tiene un carattere impossibile. A me fanno che fa. Mamma mia. Figuratevi, avvocato, che tenevamo in questa casa 3 servizi di piatti da 24 e 2 di bicchieri sempre da 24. Li ha rotti tutti quanti. Non esageriamo, magari l'avranno rotto in 2, anzi in 3. Anche lei, no? Lavando, sciacquando, avrà rotto qualche cosa, come tutte le cameriere. Cameriera! Che è stato? Mamma mia, non tocchiamo Avvocato, io non sono la cameriera. Io sono la sorella. a posto. Scansata. Scusate, adesso ho capito. Passate. Avvocato, figurate che quello teneva un servizio di piatti di porcellana con tutte le teste d'angelo. Ci teneva tantissimo, era un regalo di nozze. Non ve lo dico, ce l'ha scassato pure quello, tutto quanto, tutto quanto. Stiamoci attenti, perché vostra cognata ha una grande spina nel fianco. Mia cognata. Ehi. Mia cognata. Avvocato, quella è mia sorella. Vostra sorella? Mia Allora sorella. siete scemi di famiglia! La voglia. Comunque, ad ogni modo, adesso vorrei vedere la signora. Venite, vi accompagno io, quello che la poverella sta tanto abbattuta, non ce la fa più, Essa. non ce la fa più. Essa. Avvocato. Carino, qua non ci sta niente, non ci sta tempo da perdere. Sì. Quello, l'avvocato Stenda, è giovane, sì, ma è una volpe mai vista. Lo so. Adesso vi farò alcune domande di tipo professionale. Voi lo sapete, l'avvocato e il medico sono come il confessore, gli si deve dire tutto. Avvocato, lo so, ma mo la testa non ci sta in testa, a capo non sta in capo. Non capisco. Voi fatemi queste domande e vedrò cosa posso rispondervi. Dunque, come prima cosa, io vorrei sapere da voi se vostra moglie è sempre stata Turris Burnea o seppure qualche volta è stata anche Madame Bovary. Avvocato, ma non lo potete dire in italiano questa domanda? Dunque, attento bene, vorrei sapere se vostra moglie è sempre stata francescana, nel senso di San Francesco d'Assisi, o seppure qualche volta è stata anche franceschina, nel senso di Francesca da Rimini? Avvocato, non sto capendo niente. Insomma, attento bene, per prima cosa, io vorrei sapere da Voi voi. iniziate un'altra volta, Ma no, avvocato. ma che... Signore, Geppi, delle corna! E questo ci voleva! Sì, ci vuole una certa delicatezza per dire certe cose, no? No, perché se per fortuna voi avete le corna, allora siamo a posto. Mi dispiace, avvocato, qua corna non ce ne sta. Male, malissimo. Male, malissimo. E che devo fare allora? Devo scendere giù a palazzo e dico, scusate, qualcuno di voi mi fa le corna, ma poi io, avvocato, per telefono ti ho detto tante di quelle cose, ma talmente di quelle cose. Ma signor mio, l'incompatibilità di carattere non è una colpa, è una cosa reciproca. Guardate, ma non è il carattere mio che è incompatibile con quello di mia moglie, è il carattere di mia moglie che non è compatibile con il mio. Non ci siamo, così non ci si va a Parigi. Ci volevano le corna, ci volevano. Ve l'ho detto, corna non ce ne stanno, se trovo qualcuno che me le fa vi servo. Ma voi questa separazione la volete avere per colpa? Si capisce, che faccio, una separazione consensuale così gli devo lasciare pure gli alimenti alla signora moglie, no?
No, avvocato, io la devo vedere piangere, io la voglio vedere strisciare, io la voglio vedere in ginocchio. Giaccarino, le mazzate! Ora stanno ancora! No, dicevo, ho trovato, qui ci vogliono le mazzate! A me? Sì, a voi. Ah, non a lei? No, a voi. Avvocato, ma voi avete capito che siete il mio difensore? Appunto, qui voglio vedere tutta la vostra abilità. Dovete ottenere l'impossibile, dovete farvi picchiare da vostra moglie. Ma non è una cosa che si può fare questa, perché avvocato. non lo fa? Ma io appena apro la bocca... E allora? Ma mi salta addosso, mi bacia le mani, mi chiede perdono, mi abbraccia, mi dice pietà. No, è così, non si va a Parigi. Come sarebbe a dire, non si va a Parigi? Nel senso che non raggiungiamo l'obiettivo, non vinciamo la causa. Giaccarino, quelle mazzate ci vogliono, sono indispensabili. La dovete talmente irritare, talmente stizzire che mi deve riempire di mazzate. Sì, esatto. Ma non mazzate così, lo schiaffetto, il calcetto, no. No, per l'amor di Dio, qua ci vogliono mazzate asciugate, ci vogliono. Appunto, qui ci vuole il sangue necessario, indispensabile. Ditemi di no, altrimenti la causa la perdiamo. Per l'amor di Dio, vediamo quello che posso fare con la mia abilità, poi vediamo cosa può succedere. Benissimo. E quando si vede il sangue in faccia, voi che fate? Corro all'ospedale. Ma no, assolutamente no. Dovete correre fuori dalla porta, chiamare la vicina accanto. Tutti vicini, insomma, farvi vedere, avete capito? Perché ci vogliono i testimoni freschi, prima che ristagni il sangue. Poi andate dai carabinieri, vi fate vedere pure da loro e fate la denuncia. Nel frattempo muoio dissanguato. No, anzi, scendendo, vi fate vedere pure dal portiere, così possiamo fare la denuncia per percosse e maltrattamenti. Così ci facciamo a stenda e a vostra moglie. Avvocato, io sto pensando una cosa. Nel frattempo che io piglio tutte queste mazzate, io non incontro nessun testimone. Io piglio mazzate per senza niente, a gratis. Caro Iaccarino, io come vostro avvocato non posso testimoniare, ma se avessimo la fortuna che vostra moglie vi picchia quando ci sono anch'io, allora ricorrerò a una manovra di astuzia diabolica. E sarebbe? Non vi difendo più. Signor avvocato, ma avete capito che siete il mio difensore? Allora non capite proprio niente, questa abilità, il mestiere. Io vi faccio difendere da un avvocato amico mio e io che ho visto il fatto vengo a fare il testimone, così vi assicuro che ci facciamo a stenda e a vostra moglie. E so due. No, dico, è così, è sicuro che ci andiamo a Parigi. Che c'è? Stai sempre con le orecchie appizzate dietro alla porta per sentire i fatti della gente. Non è niente di tutto questo. Ho portato un po' di caffè all'avvocato. È bello. Grazie. No. Non me lo vuole dare più. No. Pigliate quest'altro perché questo è per papà, ci metto l'acqua dentro. Oh, grazie. E come sta tua moglie? Una iena, una furia scatenata. La conosco. Avete sentito? E poi vi faccio vedere che con l'abilità che ci metto io, dove arriviamo. Che è stato, avvocato? Mi ha dato il caffè di papà. E questo è. Mannaggia miseria, mannaggia. Ma addosso sta l'ombrello mio? Addosso sta l'ombrello mio? Ma perché sta piovendo? No, signore, dice che ci sta un satellite americano che siccome si è perso controllo, no? È uscito pazzo e deve cadere giovedì sera verso le 7:30 in capo a qualcuno. Come in capo a qualcuno? E non si sa veramente questo fotente che fine fa. E chi sia brutto dice che si fa pezzo come una grande e cade in testa alla gente. A chi coglie. Stiamoci attenti. Papà, ma non dite ciucciarie, per favore. E tu questo vai trovando, che ha mecato satellite in capo. Margherita, hai visto l'ombrello mio? Margherita? Ma dove sta l'ombrello? Mi lasciate sempre con me l'ombrello. Avete capito, avvocato? E questo è un altro guaio. Passato in questa casa. E credete che non vi capisca? Ho avuto anch'io un suocero così, ignorante e cattivo. Suocero. Avvocato, quello è mio padre. Vostro padre? Sì. Carnale. Padre carnale, sì. Ma che miseria, ma vi schifano proprio tutti quanti in questa casa. Vada voglia, avvocato. Mamma mia. Avvocato, non è finita ancora. Aspettate un minuto che io vi dico ancora qualche altra cosa, giusto per farvi capire chi è mio marito. Sì, ho capito, ma io devo andare un attimo in pretura e poi torno. E che ci vuole? Io faccio presto. Sedetevi. Allora, dovete sapere che come tutti i santi cristiani, qualche volta anche io e mio marito andiamo al cinema. E se c'è qualche film dove c'è un uomo cattivo che sta per aggredire una ragazza,
Dovete credere, avvocato, mentre tutta la gente in ansia per la povera ragazza, il mio marito che fa? Lo fa tipo per l'uomo cattivo. Per l'uomo cattivo, e perché? Per vedere la scena dell'aggressione. E quindi quando io vedo che l'uomo cattivo si avvicina con gli occhi brutti alla ragazza, lui cambia posizione, si addrizza così sulla sedia, è là che io capisco che in mente sua dice speriamo che ci riesce, speriamo che non viene nessuno. Ma questa è perversione. Poi quando viene l'uomo buono che salva la ragazza, il miserabile si affloccia sulla sedia, come per dire, è venuto in tempo stu a sta feste. Avete capito niente? Sì, signora, ho capito. Ma questi però non sono argomenti buoni. No! Perché? Noi al giudice che gli diciamo? Ah, signora, abbiate gelosia della TV e dello schermo. Per carità, signora, queste sono immagini, figure irreali, come nei sogni. A noi ci serve la gente in carne e ossa. Aspettate, adesso vi do pure una carne di ossa. Madonna, che è Cristina? Che è stato? Che è successo? Che è? Margherita, Geppino se ne vuole andare di casa. Benissimo! Che benissimo, avvocato! Quello se ne vuole andare di casa. Ho sentito che lo diceva all'avvocato. Oh, Madonna mia, dove se ne vuole andare? Ma tu hai capito bene? Sì, gli appizzava le orecchie, quello perciò me l'ha cacciato. E dove se ne vuole andare, capito? Dove? A Parigi! Fosse il cielo che ci andasse. Articolo 27,4, abbandono del tetto coniugale, e li facciamo correre. Ma da volta, avvocato, ma che state dicendo? Io dove l'acchiappo più a Parigi? Stanno parlando zitti, sti disgraziati. Cristina! Mi è caduto uno spillo, calme. Se tu sei. Oui. Io mi pensavo che era mia sorella Cristina che origlia sempre dalle porte. Merci, ero io che cercavo. No, per l'amor di Dio, voi siete la padrona. Merci. Ma che mo parlo francese? Oui, sono fatti miei. Good night. Avvocato, quello vuole andare a Parigi perché là ci stanno gli spogliarelli buoni. E mi dovete credere, quante cameriere ho avuto, tante ne ho dovuto cacciare per mezza sua. E se non trovavo quella povera disgraziata di mia cognata, come facevo io senza cameriera? Come facevo? Scusate, con permesso, c'ho da fare. Mamma mia, si è offesa, la tua è la principessa d'Inghilterra. Signora, quello che voi dite è giusto. Ma le prove dove stanno? Voi dovete tenere una bella Polaroid a portata di mano. Così appena vostro marito allungava le mani con qualche cameriera, e si documentava l'oltraggio. Ma mo che facciamo? Quello, l'avvocato, sarebbe diabolico. Io l'ho visto, quello tiene la faccia di Belfavorni, la cantata dei pastori. Quello sapete che fa? Che fa? Fa negare tutto quanto davanti al giudice a vostro marito e poi gli fa dire che siete pazza. Sì! Io sapete che faccio? Io piglio con la testa e io schiaffo sul bancone del giudice. Complimenti, Grazie. sì. Così il giudice vi piglia e vi manda al manicomio per direttissima. Ma allora non ci siamo capiti. Voi da questo momento in poi dovete essere umile e sottomessa come una schiava. Ma quando mai? Io sono nervosa e chi ci riesce? No? Signor, voi non dovete parlare più. Sussurrate, cinguettate, belate. E che sono fatto? Una pecora, avvocato? Esatto, questo dovete essere. Una pecorella, dolce, umile, modesta, economa e servizievole. Un concentrato di virtù. E soprattutto, appena state per dare anche un solo schiaffo a vostro marito, guardate bene a me, paralisi della mano, stop e desista. Paralisi della mano, stop e desista. No, non è cosa, avvocato. Non è cosa, voi non lo conoscete, quelle mazzate ve le strappa dalle mani. Signor, niente vi deve strappare. Paralisi della mano, stop e desistete. E poi, se riusciamo a farci dei testimoni quando vostro marito fa lo sporcaccione con qualche signora, noi vinciamo la causa. Comunque, mo si è fatto veramente tardi, signore, io devo andare. Ci provo. Arrivederci, statemi bene. Arrivederci. Cristina! No, io sto fatta la pega in una ci fa, non la so fare. Eri tu.
Pensavo che era mia sorella Cristina. Ho sentito una voce di Pippa Affalata e sono uscito. Paralisi, stop, e desisto. Provocazione. Cristina! Margherita, che è stata? Ti No, sento male? sto bene. Volevo dire, io scendo un momentuccio, vado a fare un po' di spesuccia. Hai qualche bisognino? Come? No, volevo dire, hai bisogno di qualcosa? No. E quando mai? Va bene, allora io vado via, arrivederci e con permesso. Margherita. Dimmi. Ha bisogno di qualche cosa? Sì! Ah no, mamma mia, mi hai fatto saltare, che paura. Tu stai uscendo, è vero? Sì. Allora comprami 2 giornali pornografici, è vero, avvocato? Uno per me è nato per l'avvocato, vedi, cronaca vera e playboy, ma piena di femmine nude sopra, hai capito? Sì. Aspetta un momento. Abboggiato sta. Come butta la borsa in faccia, state a vedere, avvocato. Me lo voglio scrivere, altrimenti mi dimentico. Cronaca vera e playboy, se non tu mi gridi. Ieri prima di dicere una parola in questa casa. E non ti preoccupare se tarda un po' un appuntamento. Qualche appuntamento, mo si mette a perdere tempo in mezzo al mercato con qualche chiacchieressa come lei, e pippicchi, e paraparacchiò, e gli racconta tutti i fatti di casa nostra. Che re? Che guardi? Perché mi guardi così? No, io ti guardo perché mi sembri un canarino. E tu una cornaccia! Provocazione, avvocato, provocazione. Esiste, e non ti preoccupare, che non è una donna che mi aspetta, no, è un uomo. Un uomo. Adesso escono le corna. Chi sta pensa sulle corna? È un uomo che già sa tutto di me. Dai. È Don Bartolo, il mio confessore. È Don Barto. Posso andare? Il confessore, certo. E che stai a fare qua? E non ti muovi, con quelle cosce di legna che ti ritrovi. E cammina, e muoviti, e di qualcosa. Non mi picchiare, non mi battere. Non lo so, è una visione, non può essere. Questo starà proprio ubriaco. Non parlate sottovoce che ti sento, sai? Ubriaco io ubriaco. Io che sono solamente io qua dentro qua che porto i soldi a casa. Sti 4 mangiafranche a tradimenti. Allora lo sapete cosa faccio? Sapere cosa faccio? No, Geppino, te lo dico io che cosa faccio. E faccio che dico che è vero. È vero che sei solo tu che porti i soldi in casa. Ma io ti volessi. Che cosa? Io ti vorrei tanto aiutare. Ma che posso fare io che sono una femmina? Geppino, per te col padrone di casa, sai che cosa ho fatto? Che hai fatto? Ho messo dei piccoli risparmi da parte e l'ho pagato io questo mese. Piccoli Ma risparmi. allora, la parcella mia sta in pericolo. Non vi preoccupate, avvocato, voi pensate a fare una bella causa. Questa qua lo sapete come fai i risparmi a casa? Mettendomi le mani in tasca e facendo la cresta sulla spesa, così fai i risparmi a casa. Che re? Che guardi? Parla. No, Geppino. Cosa? Ah, sì. E mo te lo devo dare proprio uno schiaffo. Dammille. Uno schiaffo morale che tu nemmeno ti puoi immaginare. Geppi, Che c'è? io da domani mi metto a cercare lavoro. La signora da domani si mette a cercare lavoro, tu devi stare in casa, tu devi fare la sguattera, tu devi fare la serva, tu devi fare la schiava, hai capito o no? Perché questo fa la moglie in casa. Lo sapete cosa fa una moglie in casa? Lo sapete cosa fa? Avvocato, che fa una moglie in casa? Che ne so. Ma siete avvocato o no? Io non sapevo niente, penso solo alle corna. La moglie in casa è un elettrodomestico tutto fare. Questo è. Provocazione, avvocato. Sì, allora a questo punto alzo le mani! Signore! Mi arrendo, perché lo so che tu sei il padrone di casa, sei tu che comandi. Ma che cosa vuoi? Che io rimanga in casa per accudire? E non ti preoccupare, non ti pigliare collera, Geppino mio. E come disse Garibaldi, obbedisco, paralisi, stop e desisto. Avete visto, avvocato? Avete visto? Ci sta troppo rispetto per me in questa casa, troppo rispetto. Così, è una cosa che non possiamo fare, non ci andiamo a Parigi così. Ma sì, ma a Parigi ci vogliamo andare o non ci vogliamo andare? Sì, Voi dovete insistere, dovete fare qualsiasi cosa. Vabbè, poi vi faccio vedere che con la mia abilità qualcosa facciamo, avvocato.
Ma non c'è qualcuno, che so, un cascamorto dietro vostra moglie? Non qualcosa? signore, avvocato, qua a Corno non ce ne stanno. Mo ci voleva Persichetti. Ah, c'è allora. Che c'è? Stai sempre dietro alla porta d'Origliare, sempre là. Non signore. Persichetti è un carissimo amico mio. Ci voleva proprio lui adesso. Peccato, peccato. Beh, comunque adesso devo andare. Sì, ho fatto tardi in tribunale. Devo fare una causa di sequestro per lo zoo. Sì, contributi alle tratte per i dipendenti. Ma che fanno? Prendono l'elefante e se lo portano a casa. Beh, comunque torno più tardi. Mi raccomando, fatemi vedere tutta la vostra abilità. Sì signore, poi vedrete la mia abilità dove arriviamo. Cristi, io me ne vado a letto, mi vado a riposare un poco, mi raccomando. Come comanda Sua Altezza. So cose pazze, so cose. Ah, va a aprire il campanello, va ad aprire la porta, io non ci sono a letto. Mi raccomando, non fare stupidaggini. Va bene, Sua Maestà. Sarete... Ma io non capisco, ma allora questo dorme tutta la giornata. Ma che volete fare? Quello, nonostante le cure, la febbre è anche salita. Io dico, il dottore l'avete chiamato, pillole, gocce, ne ha preso, supposti, gliene avete messe. E vi pare che con un'infermiera come me non si pigliava le medicine? Beato lui che si ritrova un'infermiera così attenta, senza invidia, senza invidia. Figuratevi che gli ho messa 4 supposte, gli ho fatto 2 iniezioni e pillole non ve ne dico. E nonostante tutto, la febbre è salita e non si può muovere. Persichetti mio bello. Gesù. Geppi, ma come? Quella tua sorella? ha detto. No, sono donne, sono femmine, esagerano sempre, vieni qua. Pazzo sfrenato! Ciao Cristi, ciao, siediti Persichetti, è il cielo che ti manda. No, Geppi, veramente sono i 500.000 lire che ti ho prestato. No signore, non è il momento, non è tempo di pensare a queste cose, lascia stare. Non posso, Geppi, io sono troppo affezionato a quei soldi. Andiamo. Sì signore, ma guardami bene in faccia, cosa vedi su questo viso tu? Facci uno che non mi vuole restituire le 500.000 lire. No, perché lascia stare, non perdiamo tempo, io mi devo dividere, io divorzio, ma già spartere da mia moglie, hai capito no? Che vuoi, pure un regalo, mandami la partecipazione di divorzio. No, perché io vicino a mia moglie non mi sento più un uomo, hai capito? Ma in che senso? In che senso? In senso che io non sto bene con lei, hai capito? Sì, ma io che posso fare? No, perché tu sei sempre stato in mezzo alle donne. E ci voglio restare. Si capisce? Un simpaticone come te. Facciamo una cosa, per quei soldi mi fai un bonifico. No, aspetta, perché tu mi vuoi bene a me? Ti voglio bene, troppo fatti di 500.000 lire. No, perché io ho bisogno di te, ho bisogno di una voce femminile, hai capito? E chi canta Mimì nella Boema? Che ci azzecca, che c'entra Mimì nella Boema? Mi serve una voce femminile che mi chiama a casa. A te? A me, sì, a me, perché? Ma per fare ingelosire a tua moglie? No, mi fa battere da mia moglie. Ma se può essere picchiato ma ci giuro pensi. stu siparia, mi serve una voce femminile che chiama a casa e quando risponde mia moglie sono ragioni avvocatesche per vincere la causa, hai capito? Mo non ti posso spiegare. E quando lei risponde dall'altra parte, questa qua gli devi dire tante di quelle cose, ma talmente di quelle cose che la deve far diventare una belva, una furia, hai capito? Un amante, una squillo mi serve. E che sei tutto, Geppi? Ma io col sangue agli occhi che tengo ti faccio vedere tante di quelle mazzate che tu non hai mai visto. Grazie assai. Prego, Geppi, mi raccomando, se vedi quei soldi, dagli un bacio da parte mia e digli che non me ne sono scordato. Anzi, li aspetto sempre con cuore fervido e innamorato. Non ti preoccupare. Non fare la cretina, aspetta un questa è la voce attimo, di mia moglie. Tu che fai? Te ne vai o resti? No, devo scappare. È meglio che me ne vada pure io, non vorrei buscare proprio mo che sto senza testimoni. Hai capito? Io non vorrei avere un imbecille di faccia. E invece hai trovato un uomo intelligente. Perché siete avvocato voi? No, sono un amico di vostro marito Geppino, un collega, non tanto giovane collega, ma ancora in forma perfetta. E avete visto il mio marito? Come stava d'umore? Nero come il carbone. Io poi mi sono trattenuto un poco perché ho detto, ma fammi vedere un poco come la moglie di Geppino. E poi quella bella figlia della quale parla sempre. Molto gentile. E questo mo che vuole? Essere uno sporcaccione come tuo padre. Ma adesso devo andare via. E andate che vi trattiene.
State di bene. Ma hanno pensato tutto quanto in questa casa, solo quella che è una bella voglio, non mi ha pensato proprio. E allora, dicevamo? Madonna mia, e mo piangi un'altra volta, e che? Mamma, perché tu non capisci? Qua si tratta del mio futuro, del mio avvenire. Quella, la famiglia di Nicolino, è tutta la perfettina, tutta la lecchina. Io come li faccio a far venire qua? Tu che hai comprato pure la Polaroid per fotografare a papà. Va bene, altra volta ti faccio avvertire dall'ambasciatore. Sì, scherziamo ancora. Tanto chi sono io? Tua figlia? No, io sono una povera orfanella. Un'orfanella di Pompei che tu e papà avete trovato in mezzo alla strada. Mamma mia, che sta pigliando dal nonno Alfonso, parla tale e quale. Ma che è stato? Ecco! Che cosa? Senti mamma, tu devi fare qualcosa, perché io non posso fare la fine di zia Cristina. Zitella a casa di un parente a far da cameriera. E ancora con sta cameriera, e ma basta. E vaggi portata pure la Polaroid, che l'ha lasciata fare la porta. La cameriera, ma ti scucciata. Mamma mia, non c'ho manco un bell'ure africana sta cognata mia. Mamma, vedi che devi fare, perché tu mi hai voluto mettere al mondo, perché io non l'ho chiesto. E nemmeno io, aspettavi il maschio e ti sei infilata tu. Scherziamo ancora. Tu tenevi la ragione, io non potevo manco parlare. Tu non sei più una moglie, non sei più una donna, tu sei una mamma. E allora a questo punto perdi i diritti civili. Ma che comprensione! Ah, tu per me dovevi inventare un purgatorio speciale con docce e aria condizionata. Fammi prendere questa cosa qua. Allora, vediamo un po' questi dischi. Patella, no? O Zappatore. E questi sono tutti i dischi di suo padre. Mamma, ma che ti metti a sentire il canzone, mo? Statti zitta, devo cercare di trovare un po' di distensione con tuo padre. Allora, prendiamo un po' con l'album delle fotografie commoventi. Mamma! State zitta, fammi fare e tu vattene un poco in camera tua, hai capito? Si tende, questa è una distensione momentanea. Poi finisci il fidanzamento e appiccio fuoco nata volta. Ma quando viene appuntamento vattene in camera tua. Ma no, non è possibile. Il matrimonio non è la comba dell'amore, è la culla della pazzia. Io ti tengo dinto cuore. Papà! Abbassati, se ti dà fastidio. Ma te ne mangi, qua ci vuole tu ne mangi, Geppi, siamo soli. Dico, non è meglio che chiamiamo un pochettino i vicini di casa a farci un po' di compagnia? No, sono andata a Casoria, l'ho visto io. Allora è meglio che me ne vaga. No, aspetta un momento, Geppi, che non mi sento bene. Metti questo romanzo da qualche parte. Un romanzo? Le fotografie dell'infausto giorno. E io mi volevo ricordare come che ti ho sposato. Certo, tu allora eri di un'altra maniera. Il matrimonio. Io e te in piazza San Marco al viaggio di nozze, in mezzo ai colombi. Canne. Il battesimo di Marisina, nostra figlia. Gesù, una intera. Buttata dentro la monnezza. Ma non ci sta nessuna casa che non fa la spazzatura sua. Sì, Ognuno signora. la sera prende il sacchetto, che gocciole lo mette fuori alla porta. Solo le case vuote non fanno la loro spazzatura. Ma fanno le ragnatele però, Margherita. Però io sa cosa penso? Che il matrimonio è come un chiodo messo al muro. Il muro si punge, si fa male, ma quando tu vai con una tenaglia per estrarlo, fa resistenza, pare che non te lo vuole dare. Margherita, ma stessi leggendo qualche romanzo? Più romanzo della vita mia. Gesù, una vita intera. Buttata al vento, tante gioie, tanti dolori. Poi tu tiri di qua, io tiro di là e la fune si spezza. E andiamo a finire tutte e due col culo per terra. Che ti devo dire?
Una vita intera, vero? Gesù, Gesù, Eh. Geppi, quando mi faccio? È Eh. una vita Una intera. vita che No, poi- Geppi, tu questa cosa me la devi fare dire. quanto è brutto. Allora, Gesù, Gesù, una vita intera, dall'altare al tribunale. Questo volevo dire. E mo Una lei- vita distrutta. hai detto bene, Margherita. Una vita distrutta, la No, vita Geppi, mia. no, è la... Oh, per l'amor di No, Dio, no, la era- vita mia, no, la vita sempre la mia, mia, la la vita vita mia. Ma a me e papà fino a poco fa stavano litigando. Ma vabbè, Nicolino, vieni. E finalmente, Sì. Bello, Dove stai andando? È in camera tua. Ma quale camera mia? Siediti un attimo qua e aspettami, vado a piana una cosa. No, non mi lasciare da No, sola. un attimo, arrivo subito. E mo che faccio? Un po' di musica, vediamo. Dai. Ehi, vecchiume, manco mio nonno. Sei domani. La voce del Madonna, ma che è? Mamma. Gentile signore. Mannaggia. Sapevo io. Uè, mannaggia pure tu! Ma ti pare che ti metta a guardare i dischi del nonno? Mi ha fatto prendere paura, mi ha fatto prendere, già me ne stavo per andare io. Ah, fifone, voglio vedere quando senti a mamma e papà che litigano. A proposito di questo, è da mesi che stiamo insieme e ancora non mi hai presentato i tuoi. E questo lo posso dire pure io però. Ma io sto a Napoli, i miei stanno fuori. Vabbè, ma a parte il fatto che non mi sembrava il momento di dirglielo, quelli stanno sempre a litigare. Va bene, amore mio, ma in tutte le famiglie c'è qualche piccolo litigio, qualche piccola discussione. Ma quale piccolo litigio, quale piccola discussione? Quelli stanno proprio i ferri corti. Se uno dice sì, l'altro dice no. Ma noi che c'entriamo? Niente. Comunque, mamma e zia Cristina già sanno di noi, ma non gliel'ho detto io, gliel'ha detto quella pettegola della parrucchiera. Vabbè, che c'è importa, è tuo padre. Mamma ha detto che non era il momento di dirglielo. Forse perché tuo padre è geloso come tutti i padri delle figlie? Ma quale geloso? Perché quello iniziava a dire sono sempre l'ultimo a sapere le cose in questa casa e quindi cominciavano a litigare un'altra volta. Da pace, ti facevo più furba, ti facevo. Perché che intendi dire che sono scema? No, per carità. allora? E allora stai calma, la cosa è molto semplice, siediti. Tu un giorno, d'accordo con mamma, ti mettevi a tavola con papà e facendo finta che glielo dovevi dire, gli davi la notizia. Sì, e quello poi continuava a dire ti pare che non lo sapevi pure tu? Sicuramente lo sanno pure papà e Cristina. Ma allora non c'è pace in sta casa. Hai detto. E poi continuava a dire siete mangiapane a tradimento e quindi si rompevano un'altra volta le uova e ci dovevamo mangiare un'altra frittata. Ma allora si mangia. Mannaggia, un'altra volta. Nonno, che ci fa? Stava torigliando, ve? Ha sentito la voce papà. Poi sentite che ti mangiava un'altra frittata. Ma la frittata non l'ha già avuta. Nonno, ma quale frittata? È presto, non è ora di mangiare. Giovanotte, ti portate voi la frittata. Ma no, io non ho portato niente. Comunque sono il fidanzato. Nonno, andiamo, vi accompagno in camera. È presto, nonno, non è ancora ora di mangiare. Ma tu dipende, chi sono scema? Secondo te non ho capito che quello è il tuo fidanzato? Sì, io sono sempre l'ultimo a sapere cosa in sta casa. No, sì, no, sono sempre no. l'ultimo. Sì, ma va a fare due passi. Piano piano però, Vabbè, non fare per scala, non ti preoccupare. fatti piano piano Dove però. mi sono cacciato? Dove mi sono cacciato? Hai visto? Io adesso ho capito papà da chi ha preso. Vabbè. Comunque dai, mo tra poco vengono i miei e mi vado a cambiare d'abito, dai. Ma già che sei qua rimani, no? Ma lo sai, loro ci tengono alla forma. Ma tu ti ricordi che quando sono rimasto orfano mio zio mi ha mandato in seminario a Catania a studiare ed è lì che ho preso la laurea in filosofia e da allora vogliono che stia sempre in giacca e cravatta come si addice un professore. Figuriamoci in queste occasioni poi, Ma a me piaci così come sei però. Ma lo so, amore mio, ma ti chiedo un po' di pazienza.
Va bene, mettiamocela questa maschera, però la situazione si deve Ma risolvere. la risolviamo, ma poi che ce ne importa di quello che sono i tuoi, di quello che vogliono i miei? Come Giulietta e Romeo? Proprio così. Sì. Vabbè. Sì. Dai, mi vado a cambiare, allora ci Ti vediamo dopo. accompagno alla porta. Ciao, amore Sì. mio, a dopo. Ciao, ciao. Spero però di non fare la fine di Giulietta. Mamma! Mamma! Che è? Mamma! Quelli stanno venendo, stanno qua! Beh, ma chi sta venendo? Il fidanzato di tua figlia con la famiglia. Io non so niente. Ma mo come si fa? Si fa che ti metti una maschera tu e una maschera io. E facciamo carnevale, Che vuoi facciamo. fare per l'avvenire di nostra figlia? Ma dico io. Dai, papà, ti prego! Signore, figli, sai che so pizzicosi. Mamma mia, è brutto pure quando canta. E tu sei brutto sempre. Mamma mia. Va bene. L'uomo non cede, ma il padre sì. Sciac si gira, pane, amore e armonia. Margherita, qua non teniamo niente da offrire, è finito pure il caffè. Cristi, vai dalla signora sotto e fatti prestare il caffè. Va, muoviti. Vada da signora Clotilda. Va. Lei è brava. Quindi mo ci andiamo a preparare. Va, mi raccomando, va. Che è stato? Oddio, mamma, ma papà non è che sei andato un po' sistemato? Sistemi, la camicia, la cravatta e scarpa, camisi, muovete. Mamma mia, ma faccio schifo proprio. Senti, mamma, ma tu non tieni un oggettino, qualcosina? Lo devi chiedere a tuo padre. A tuo padre lo devi chiedere, lo devi chiedere a tua madre, lo devi chiedere. No. Fossi tu che ti volesti impegnare tutto l'oro. fossi Ti tu. ricordo quando faceste Fossi tu. fossi tu. Guardati bene, fossi tu. Fossi tu. Allora, ce l'ho io, è falso ma fa la sua figura, una capiglia. Già bella. Mi raccomando che la finzione con questa gente deve essere perfetta. E se facessimo davvero? Per il momento facciamo sta cosa qua che deve venire bene e poi si vedrà. Va bene, sarò un perfetto gentiluomo, vedrai. Eccolo qua. Noi? Ecco. Meno male, bella. Marisi, metti? cosa dobbiamo dire a queste persone? No, mamma, ho parlato chiaro. No, tra noi giovani non c'è ipocrisia, ho detto la verità. Ed è bello, Sì, Maria, sì. tutto padre, tutto No, papà. ho detto che siamo una famiglia semplice, in armonia, e che papà ha un certo conto in banca. Ho capito. E che papà ha un certo conto in banca. Ma che hai fatto, Marisi? Hai detto che hai parlato chiaro e hai detto tutte queste E fesserie. decido così. Dite chi dietro, chi? No, noi questi qua che devono venire, stavano più. Mi raccomando. Mamma, papà, Vai. grazie. E prego. Vado a fare il caffè. Sì, signore. A posto. Ci volessimo fare una abbracciata. Levati il Mamma mia, che carattere. Mi raccomando, Prego, faccio subito le presentazioni. E questi sono mamma e papà. E questa è la zia di Nicolino, donna Grazia Martire. E lui è il padre... O padre è prete. È padre... non mi ricordo il nome. Il padre è Don Lucio Menga, mio fratello, e signora cara, Nicolino è con un po' di ritardo, perché il ragazzo, preso dall'emozione, ha avuto un attacco di viscere. quanto mi dispiace. Comunque onorata. Molto lieto. Mannaggia la miseria.
ci vogliamo accomodare. Meglio. Purtroppo la mia casa riceve un onore immeritato. Noi siamo gente modesta. Signora cara, ma chi cerca la pompa? Ci daffia le piante. No, io intendo la pompa, il lusso. E la gente frivola che cerca queste cose. Dico bene? Oh, benissimo. Noi cerchiamo solo onestà e buona educazione. Se poi c'è qualche soldo, un bel corredo, un pezzo di terra, qualche mobile, qualche rendita o qualche azienda bene avviata. Non guastano, è provvidenza. Gioia, io te lo dico sempre, compriamo qualche pezzo di terra, qualcosa, signora mia, mio marito tiene tutto a dormire sulla banca. Ma amica mia cara, tu lo sai, io sono un uomo che sono venuto dal nulla e sono rimasto... Sorpreso da tutto il benessere che ha raggiunto. E allora signora non ci lamentiamo se la provvidenza ogni tanto ci manda dei periodi negativi. Oggi state bene? E allora offriamo, signora, Certo, offriamo. adesso arriva il caffè. No, ma io dicevo offriamo al signore. Il telefono. No, papà, è La la porta. porta. Papà, confondi sempre il Vai, telefono. Io non credo che lo Prego, ecco. Buongiorno. Ecco la nostra perla rara. Il dottore in filosofia dal futuro brillante. Pare che il dottore se la sta facendo addosso. Deve essere l'imbarazzamento viscerale. Signora, onoratissimo, signor Geppino. E con questo si estingue la razza degli accarini. Bella. E dunque, signora cara, naturalmente siete gente di chiesa. Figurate, la mia famiglia. Mio nonno era custode del Camposanto, mio zio terrasantiere e mio cugino era sacrestano a Santa Brigida Manone il Filito, uno zio monaco di casa e l'altro monaco carmelitano, un'altra mia cugina era monaca di casa e l'altra monaca di clausura e papà prete. Prete? No, se non mi fate finire di parlare, papà prete si voleva fare. Poi conobbe a mamma e scapparono. Come scapparono? No, scapparono sull'altare per sposarsi. Io poi persi. Tesoro vado io. Cristi o telefono? Telefono. Pronto? Non signore, avete sbagliato casa e non ci scocciate più. Abbiamo una riunione di famiglia importante, non ci scocciate più. Gioia. Mamma mia. Dicevo, io persi un lascito da parte di una mia nonna di non so quanti milioni, che lei donò tutta dei monaci che non ricordo di quale convento. Provvidenza! E chiedi un po' di Nicolino. Nicolino è una perla rara ai giorni d'oggi, signora cara. Lui è l'educazione fatta in persona. Qualsiasi cosa io gli dico, qualsiasi rimprovero, lui la butta giù, zitto e muto. Non risponde, signora, non risponde. Gioia vado io. No, finisci, mi fai conoscenza, rispondo io al telefono. Pronto? Non signore, avete sbagliato casa e quando vi ho pregato, non disturbate più. Gioia, non ti nervosire. No, non ti preoccupare, io sono calmo. Guardate come sono belli, come si preoccupa del marito. Signora mia, noi ci vogliamo bene come se ci fossimo sposati ieri. Ma si vede, signora, si vede. Voi non siete come queste coppie di oggi. Liti, separazioni, divorzi, tradimenti. Ma chi ne capisce niente? Ma chi ne ha proprio il pensiero? Gioia. Che è stato? La signora parlava di tutte quelle brutte famiglie che litigano come cani e gatti. Mamma mia, che cosa orrenda.
pensate un poco, signora cara, che io sono stata vedova per 3 volte e mai, nemmeno col pensiero che abbia tradito una sola volta uno dei miei mariti. Ne ha tenuto 3 e manco si voleva accontentare. Eppure la fedeltà mi è costata tanti, ma tanti sacrifici. Su, non è il momento di pensare a queste cose ora, non è vero, signora? Offriamo! Sì, adesso arriva il caffè. Ma no, che caffè, ciao, signora? voi dite al signore. Tra l'altro io il caffè neanche lo posso bere, quindi perché non l'avete detto? Io ordinavo qualche altra cosa. No, ma no, signora. No, cosa volete? Un rifreshino, un gelatino? Cosa desiderate? Niente, signora. Rispondo io. Oh, mamma mia, signore mio, aiutami tu, pagate la linea. Pronto? Sono io. E dove me ne scappa? Ma perché mi sentite marito? male? No, donna Grazia, la vostra donna Grazia. Sulla pancia? La guancia. Anche più sotto? Sì, mamma mia, dove me ne vado? Ho capito. Ci sarà un Arrivederci. fraintendimento. Arrivederci. Ciao. Geppi, Gioia? è imperdonabile. Miccia? È imperdonabile. Era la camiciaia. A dandare sotto un dramma, a dandare la camiciaia. Ha detto che stava accorciando la camicia e ha trovato sulla pancia e sotto la pancia delle macchie che non si tolgono più. Mamma È mia. imperdonabile. Mo ci vorrebbe. Pigliamo una tazzina di caffè, per Mo favore. ci vuole. Cristina, porta il caffè. Massa fa, vai. Una tazzina di caffè. Meno male. Ecco il caffè. Madonna, come siete fortunata! E dove l'avete trovata questa bella cameriera? Mo stiamo proprio a posto. Che hai combinato? Non si preoccupi, signora. Offriamo. Voi dite al signore perché mo non tengo niente più, manco le tazze. L'importante è che piova su questa casa la benedizione del Signore e io ne sono sicuro, ci piove. È caduto satellite! Mamma mia, papà! Papà, ma quale satellite? Sono le tazze che sono cadute. Ho sentito un rumore grasso, le tazze! No, si sono rotte le tazze, chi sta il rumore? Ma gli hai affangato, Ma che ha detto? No, mi ha visto un po' con la testa in disordine, ha detto vai a cucciarti i capelli dalla parrucchiera. Signora cara, cosa stavo dicendo? Sì, signora mia, io colgo l'occasione per dire che quello era mio suocero, è un uomo, è un po' rozzo, un po' all'antica, ma questa è mia cognata, la regina della casa. Vara via, porta! Ma state tutti insieme in questa casa? Sì, vostra grazia, donna Grazia. Abbiamo fatto una casa, una famiglia. Ci vogliamo Aspettate, bene, non ci potete vogliamo. entrare, aspettate, ma dove andate? Tesoro, vai a vedere. Vecchio mandrillo, ma perché il telefono è bloccato? No, perché che è stato Ma che come io... no, io non posso telefonarti, risponde sempre un imbecille che dice non ci scocciate più, non telefonate più. Aspetta, fammi Ma fare... che devo aspettare? No. Tu non sai che sorpresa ti ho portato. A me? Tu non sai chi ti vuole salutare. Niente di meno che Mehmet Bella Panza di ritorno dal suo giro trionfale. Mehmet, chi è Mehmet Bella Panza? Margherita, ma io... Pesciolino! Pesciolino! Ma con chi là, perché se non ci Ma non mi conosci più, Pesciolino! Veramente, signorina! No, non si preoccupi. Chiama signorina ora! Pisellino! Fussino! Percelluzzo! Questa è la fine del mondo! Può pregare, io non la conosco questa donna, ve lo giuro, non la conosco! Ma stai scherzando? Ho ancora i lividi dei pizzichi tuoi sulle gambe! Ah sì? Signorina, vi prego, io non la conosco, ve lo giuro che non la conosco! E questi cosa sono? Oh signore! Oh, santa pace, fatemi sedere, sono stanco, fatemi sedere, mi sento male, mi sento! Povero Pesciolino, si sente
male. Signore, e tu stai al tuo posto, Devo stare al mio posto, porcelluzza. È il posto dove sei abituata a stare, sai? Sì? Certo, Il posto dove sono abituata a stare? Sì, signore, gliel'ho detto. E questo è il fatto? Figliala con la Rai! Non mi conosce, signor, non mi conosce. Se mi deve dare 500.000 lire, questo mandrino. Signorina! Ma E mi chiama signorina, 500.000 lire, non me la date ancora? Ma io perché ti devo dare queste 500.000 lire a te? Fammi capire. Ma come, Shushu? Non te lo ricordi? No. 100 per vestirmi e 300 per sposarmi. Signorina, ma io non ti conosco, te l'ho detto che non ti conosco. Io perciò l'ho svergognato davanti a tutti. Tanto è scapolo, non tiene moglie. Come? Non tiene moglie? Che stai dicendo, pescivendola? Io lo so, non è sposato. Ma come non è sposato? Oh Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. E sia della salvezza della mia. Ma non è sposato, mantiene una certa Margherita. Ma Margherita? Sì, mi dice sempre, oh Mehmet, tu mi dai quello che Margherita non mi ha mai dato. Oh Mehmet, io dico con te e lascio Margherita. Oh Mehmet, tu sei una cosa grande, non te la vedi proprio Margherita. Oh Mehmet, Basta! Cos'è questo scandalo? ma che basta? Sicuramente siete voi, Margherita. Ma che andate dicendo? Stai calma, grazia, calma. Ma come calma? Perché io la faccia da svergognata la vedo subito. Ma come vi permettete? No, qua, sopporta con pazienza le persone moleste. Offriamo! Cosa fa la Raid? Margherita! Ma come, Porcelluzzo? Ma mantieni due Margherite? Oh, signorina, ma insomma tu a me mi vuoi proprio rovinare E tu stasera? 500.000 lire non me le date ancora? Oh, santa Gioia! amore! Tesoro, Miscia! vita mia, vieni, andiamo Fammi parlare! dentro! Aiuto! Aspetta, guerra! Ma quando si mangia in casa? Aiuto! Avvoca il sangue, mo la casa la vinciamo, sicuramente, lo guardate. Benissimo! Andiamo via! Ma questo è proprio un manicomio! Andiamo via! Zio, no, amore! Una volta Sì, più sì, fino a questa andiamo! casa. Questa è la casa del peccato! Ciao, bello scarafone a mamma sola! Oh, divina provvidenza! Avvocato! La Polaroid ha funzionato! Li facciamo correre! Dramma della follia, colpito da un improvviso raptus, ammazza il marito sordo. Raptus è tedesco, che la moglie parlava, quello non rispondeva e l'ha ucciso. Papà, scusate, spostatevi un po' che devo scopare, mettitevi là. Ma fatemi capire bene, ma io sto nella casa di Geppino, non nella casa di Margherita. Papà, mo ve lo spiego un'altra volta. Provvisoriamente si sono divisi la casa a metà. Di là ci sta Geppino e di là ci sta Margherita. Ho capito, ma io sto questo o questo volesse sapere. Papà, fatemi finire di parlare. Questa stanza, siccome è di passaggio forzato, l'hanno divisa a metà. E questo tavolino che sta È un qua muro in di mezzo. Berlino, Bravo.
Per quanto riguarda la cucina è tutta in comune perché dobbiamo mangiare tutti quanti, non si poteva fare diversamente. Poi per quanto riguarda i telefoni, siccome ci stavano le spine, una dentro da Geppino e una dentro da Margherita, si sono messi ognuno il suo telefono. Allora questo qua è mio? Sì signore, sì. E non potevano parlare qua perché io ce lo negavo. No, ma quello perché quando poi la parte avversaria faceva le telefonate, quello sentiva tutte le cose, ti capisci? Poi dico che tenghino al terrascroso, ma tengono loro al terrascroso in capo, Cristi. Comunque, papà, si tratta di un'altra giornata, questi domani vanno in tribunale. Domani vanno in tribunale? Domani. E si dividono proprio per mano di legge davanti al giudice. Ma tribunale a me che mi affida? Io che se volessi sapere? Papà, ma io che ne so, io so solo che tengo la schiena a pezzi. Grazie, quello mo sono 2 case da rassettare. E poi che ne so noi che fine facciamo? Io ho pensato una cosa, guardate qua, ho messo un bell'annuncio sul giornale, perché voglio vedere se trovo uno sconsolato come me che si volesse sposare. Guardate qua, cuori solitari, questo so io, vedete, rosa appassita presso Iaccarì, via Foria 136. E chi era sto appassito? So io, papà, mica in queste cose si mette il nome vero, si mette sempre uno, come si dice, uno pseudonimo. E meno male che non ha messo la fotografia, se non mi nessuno qua. E allora io ci pensa bene ai fatti miei. E che metto? Caro fuori schiavone. Magari! Quando sono capace di cacciarmi fuori casa. No, papà. Questo mi mette in danno spinto. No, papà, non dite così. È inutile, non ci sta niente da fare. Geppi, ma che sta? Che state? Che la signora mi vuole fare mangiare il fegato fino all'ultimo giorno. No, il fegato non mi piace, fatemi un'altra cosa, mi resta scoppo stomaco. No. Papà, statevi zitta, che poi faccio un'altra cosa, non mi preoccupate. Ma che dice sta lettera? Un'altra lettera no, a me non mi importa, non mi importa, però è sempre la stessa canzone. Ma una canzone che state dicendo? Che papà solo mia. Tu metterlo solo mico zappatore. Certo. Già, papà, statevene un poco zitti. Andate a vedere un pochettino di televisione dall'altra parte. A televisione? Lasciateci tranquilli. Bravo, sì. Ma che ora è? Ma c'è sta Pluto che sono, che lecchio longo, Pluto il cane. Bravo, papà, bravo. Pluto? Bravo. Pluto? C'è Pluto? Aristotele comando, Ma insomma, Geppi, che dice sta lettera anonima? Vostra moglie vi tradisce con un uomo. Le cose crescono di 1 centimetro tutte le volte che viene sabato e si fermano quando arriva domenica. E già che la domenica è festiva, le corna si fermano. Geppi, straccia sta lettera e non dire niente a tua moglie. Questo sicuramente è qualcuno che vuole scherzare. Sì, a me non mi importa, a me non mi passa manca per la capo, Cristi. Il problema è che questo commette sempre lo solito sbaglio. Non sbaglio di persona. Non signore, Cristi scrive sabato con 2 B, scrive. Cristina, dici. Questi sono i confetti falsi, sono di tuo fratello, deve prendere tutte le sere una. Ma portate il rosa, ma portata la signora. Che è, Cristi, perché mi piangi sempre dietro? Non è molto ancora nessuno. Fai una cosa, scemo scenda, dammi un'occhiata al ragù. Sì, signora. Signora, permettete una parola prima che scendete? Certamente. Oggi è domenica. E saluti ma Fibi, disse Don Fabio. No, dico oggi è domenica perché sabato è passato. È logico, se oggi è domenica, il sabato è passato. Signora cara, io so tutto, Voi il sabato vi riposate. Come siete affettuoso. E non mi volete far manco riposare la domenica. Allora io la domenica mi riposo, il sabato addirittura mi diverto. Sì, ma il sabato no però. Va bene, Geppi, mi devi dire altro? Non signore, solo questo. Oggi è domenica. Allora visto quanto che ci stiamo dividendo, io ti devo confessare una cosa importantissima, Geppi. Domani è lunedì. Geppi, non ti fissare, tua moglie è una donna onesta. Sì signora, a me sia chiaro, Cristina, a me non mi importa, non mi passa manca per la capo, solo che io se non riesco a scoprire sto fatto di sabato e domenica, io esco pazzo, esco. Mamma mia, che croce. Gesù mio. Vado a vedere, devo vedere questa dove va. Va. Se solo così ti rassegni, vai. Sì signora. Mamma mia, che croce. Marisina!
Ma che fai? Non puoi spruzzare questa roba che mi fa male, è velenosa! Già Cristina, mi sento nervosa e quindi me la prendo con le mosche e con le zanzare. Oh. Vabbè, allora visto che questa roba a me mi fa male, io adesso vado dalla signora Clotilde che ha detto che mi dava delle ricette di cucina e torno quando è passata questa diavola di puzza. Va bene. Aiuto! Ma che è stato? Ma vogliono uccidere, vogliono ammazzare! Nonno, ma quale uccidere so io? Ah, sei tu? Tu mi hai addormentato un po' in televisione. Ah, sentite nonno, secondo me vi dovreste prendere un pochettino di camomilla. E dopo il latte sulla camomilla ci manca. Mannaggia miseria, è fornuto. Ma io non capisco l'ardire, la vostra faccia tosta. Mamma! E a chi fate mettere paura? Io lo so che mamma è uscita, ho fatto la spia prima di salire. Ah, sentite che voi mi perseguitate in mezzo a una strada da 2 mesi, non posso dire niente perché la strada è di tutti. Ma che voi salite fino a qua sopra dopo quello che c'è stato è assurdo, è pazzesco. Ma io vi ho già spiegato come andarono le cose, che ne sapevo io che mi andavo in Ma lo sapete che per colpa vostra domani i miei genitori vanno a tagliare il nastro e che io ho perduto il mio fidanzato? Per questo mi sono offerto di riparare, mi sento responsabile della vostra zitellanza, mi sposo io. Sentite, non lo faccio perché potreste essere mio padre, ma ho una gran voglia di buttarvi qualcosa in faccia. Prego, se volete darmi qualche schiaffo, qualche mosso, qualche pizzico, fate pure, ma pensate ai miei figli. Ma perché avete dei figli voi? Oh, ma spero di averne quando avrò sposato voi. Ma che impotenza! E che accidente è, che si fa morire? E chi se ne frega? Guardatemi bene in faccia, io per conto mio sono già morta. Per questo vi ho portato questo fascio di rose così bello. Badate che io non sono sola come credete. Di là c'è mio nonno che è vecchio e buono, ma può sempre rompervi qualcosa in testa. Io non capisco. Gentile signora, ma adesso vieni a vedere un po' questo topolino. Quale topolino? Ma che capite? È il cartone animato. Secondo me è un topolino impegnato. Nonno, il topolino impegnato. Scusate, ma voi chi siete? Che ci facete qua? Sono Persichetto, un collega di vostro figlio Geppino. Geppino, Vi ho portato questo fascio di rose e un pacchetto di caramelle. Così quando i figli vostri vi fanno scemo sul mangiare, ve ne mettete uno in bocca e ve la mangiate. Oh, che sto caramella al liquore, ogni che è una vera e propria presa di cogna. Zitta, non fatemi sentire. Che se no me le tolgono. Grazie per queste pille che mi avete portato. Le medicine ci vogliono. E tu, Marisi, non fa piglia col signore. Siamo in una brutta epoca e femmine buttano le mani. All'epoca mia è tutto il contrario. Grazie. Tornate, Che caramella. Ah, e mo' ho sentito sbattere. Questa è zia Cristina, così ve ne dice lei 4. Io sono tornata. Oh, voi, che ci fate qua sopra? Vi ho portato questo fascio di rose e le mie spiegazioni per quell'imperdonabile incidente. E avete avuto il coraggio e la faccia tosta di venire qua sopra? Dovevo. Come? Sì, perché in questa casa c'è una persona che io amo e che fosse senza di me resterebbe zitella per tutta la vita. Ma voi come state dicendo questa cosa? Che dite? Che mi state dicendo? Ma comunque io penso che voi E non farà butto, zia Cristina, non mascalzone. Piccini, aspetta un momento, fammi sentire, fatelo pochi fatti tuoi. La mia intenzione sarebbe quella di sposarla subito, ma non credo che lei vorrebbe. Ah, vabbè, ma voi non dovete subito perdere le speranze, sapete com'è? La persona si può sempre convincere. Ma zia! Che vuoi fare un po' i fatti tuoi, nanne, fammi fa! Ma non avete sentito? Sono un farabutto, un mascalzone. È vero, avete fatto uno scherzo veramente pesante assai.
Ma come si dice, non è pena di morte, al massimo una tiratina d'orecchie. Ma prego, prego, accomodatevi. Ma che mi devo accomodare? Quelli in questa casa mi cacciano fuori. Ah, no, signor Persichetti, io in questa casa non sono la cameriera, sono padrona anch'io. Vai a fare un bel caffè al signor Persichetti. Perché? Guardate, queste ragazze di oggi sanno fare solo le sciocchettine. Ma non vi preoccupate, ve lo preparo io il caffè, ve lo faccio lungo, bollente e dolce. Ve lo faccio con la mano del cuore. Ah. Avete visto? Io così sono, ispiro simpatia. Sentite, io non so che cosa avete in testa, ma io non vi dirò mai di sì. Questo lo dite voi, io non sono d'accordo. Ma Gesù deve essere lui d'accordo. Scommettiamo? E scommettiamo pure. Ah, e mo voglio farmi 2 risate. Chi è? E questa è mamma. Sciela, aiutami. C'è l'imbecille? Sì? Signora, vi ho portato questo fascio di rose le mie spiegazioni. Pigli una scopa, muoviti, pigli una maxi scopa, muoviti. Signora, vi prego, io mi sono perduto per amore. No, fai il prostituto. No, il pazzo. Io ero innamorato di vostra figlia. E siccome quel giorno si faceva il fidanzamento ufficiale, feci tutto quell'ambuino per mandarlo a monte. Oddio mio, che bugiardo. Signora, lo giuro e vi prego di credere che io non giuro mai il falso. Oh mamma mia, ma allora quella svergognata che è venuta qua sopra non ha niente a che vedere con mio marito. Ma quella non la conosce proprio, e figuriamoci se Geppino poteva tenere quelle ragazze, voglio dire di quella brutta specie. Mamma mia, e io ho fatto pure le fotografie. E voi dite che pure che ancora che non scherzo, ma che stiamo scherzando? Io tengo mio marito abbracciato con bella panza avanti al prete e voi dite che non scherzo. Io me le forno froto me le schiaffo e io l'ho picchiato inutilmente a mio marito, perdo la causa. Signora, vi pare che io venga a testimoniare qualcosa che può danneggiare la mamma di marito? Ma io. State zitta, perdi la lingua. Quello Persichetti è un bravo giovane. E ditemi un po', cosa dite nella causa? Signora, ma a me che me ne imbocchi, io per voi giuro pure il falso. Bravo, siete un uomo d'onore. E papà? Ah, mamma mia. La mamma è sempre la mamma. Oh, siete una persona a posto. Guardate là, questa giuda che difende quel delinquente del padre contro una mamma, che è sempre una mamma. Però, della verità è bella. E tu, sorridi un po', fatelo un po', bella, sorridente. Dopo la causa, ci diamo calcio dietro. Ci vogliamo accomodare? L'hanno fatto il caffè? Sta facendo zia Cristina. Brava. Ditemi un po', cosa diciamo in quelle sante bugie? Ditemi un po'. No, grazie, adesso devo andare via, ho un appuntamento. Ah, il caffè? No, grazie, adesso si è fatto tardi, ma non vi incomodate, conosco la sala. Non vi incomodate, diciamo conosco io la allora sala. quando è la testimonianza. Dai, vieni qua che parliamo un po', via. Senti mamma, stavo pensando, no? Ma perché tu e papà hanno fatto un tentativo di pace, di riconciliazione? Ma quale pace e pace? Quello tuo padre a me mi ha fatto diventare una donna oggetto. Ma non un oggetto buono, uno di quelli da sopra le bancarelle. Insomma, mi ha fatto diventare una donna oggettino. Vabbè, mamma, ma ricordiamoci pure le cose buone, però. Ma quale cose buone? Quello tuo padre, dava a mia mamma. E tu lo sai, quella povera femmina, quando è che stava qua? A Natale, a Capodanno, a Pasqua, a Ferragosto, alla compleanno mia, al compleanno tuo, al compleanno suo e la domenica. E quello lo odiava. Mentre io mi sono sempre sciroppato quel cataplasimo di lino del padre, ancora adesso con tanta pazienza. Ma mamma, perché papà odiava la nonna? Che ne sai, tu sei troppo giovane. Queste sono cose che una donna esperta le capisce. Un marito quando ti vuole fare la peggiore offesa ti dice: chiaro ti stai facendo, tale e quale a mamma te. Hai capito? Poi te ti picchiava sempre, ecco. Mamma, ma io tutte sei ammazzato, non ne ricordo. È logico, è logico.
È perché tu non te ne accorgevi, che io mi mettevo in mezzo e me le prendevo io. Poi quando mi sentivo male per lo schianto, lui veniva, mi abbracciava, diceva Margherita, perdonami. E poi se gli portava un giocattolino. Ma allora qualcosa di salvabile ci sta! Ma che vuoi salvare? Sta salendo il caffè, c'ho la bocca amara. Andiamo. E poi questo? Trasa. Entra. Ma non tirare, cosa mi hai preso per un cane? Mamma mia, troppo mi fai cadere per terra. Ho dovuto girare tutti i locali di Napoli per trovarti. Poi alla fine t'ho vista e t'ho portata qua. Senti, Geppetto. Geppino, quante volte te lo devo dire che mi chiamo Geppino, no Geppetto? Bellillo, e non fare l'antipatico. Io sono un po' così, con i nomi, mi piace giocare un pochino a modo mio, no? Ma tu hai capito che domani tu devi andare sopra dal giudice e devi testimoniare? Domani? Domani, sì. Ma a me che me ne importa? Io non tengo niente da dire. Tu ci devi parlare. Io non parlo con nessuno se non mi dai soldi. Perché mi chiamo Denari e mi mette bella panza. Non fa debiti e non ne avanza. Ma io ti trascino in tribunale, capito? No, sono io che ti trascino in fondo a un palazzo e ti do tante di quelle mazzate se non mi dai soldi. Senti, Mughetta. Adesso ti faccio scherzare. Nomi, Mughetta, Mimino, Mimoso, con mia mamma te chiama. Mehmet, francese autentica. E falla per Santa Mehmet che non ti fa buttare il sangue, mommo. Ma schiatta tu. No, ma insomma tu gli devi dire la verità al giudice. E la verità non si vende e non si compra. No, la verità si vende, si compra. Non hai mai sentito dire che la verità è preziosa? Sono le bugie che sono gratis, se ne dicono tante ogni momento. Non andare di là, non andare di là, vieni di qua. Oddio, ma perché si sfonda al pavimento? No signore, è violazione del domicilio di là. Geppetto, ma allora voi tenete la capa fresca? Non l'avete ancora capito che il tempo che io perdo in questa casa, voi me lo dovete pagare, perché io sono Mehmet bella panza, non fa debiti e non ne avanza. Sì, signore. Per cui sono 10.000 lire ogni quarto d'ora. E che bello mestiere che si è inventata questa. Certo, capito bello, io me ne devo andare. Devo andare a lavorare, devo fare lo speziale. Ma aspetta un attimo. Ma che devo aspettare? Cosa? Aspettare che viene il mio avvocato, ti mette quelle 4 parole in bocca che devi dire domani davanti al giudice e poi te ne vai. Mehmet, fa una cosa, aspetta in quella stanza, vedi? Non ti muovere, aspetta in quella camera. Una camera da letto? Che ci vuole? La camera a gas ci vuole. Quasi quasi mi sdraio, può essere che... Ma tu hai capito che se incontri mia moglie là dentro tu gli devi dire che a me tu non mi conosci, che io e te non ci conosciamo per niente, che io sono completamente innocente, hai capito o no? Ma pure se mi trova dentro il letto tuo. Oh Gesù, e come ti trova dentro il letto mio? No, può essere che ho fatto una nottata, mi voglio un po' stendere, perché io sono così. O passeggio, o sta dentro al letto. Mamma mia. Ma chi è? Oh, caro Don Peppe, ti ho portato questo fascio di rose e 4 parolacce come so io. Perché mo non è il momento, io quelle 500.000 lire mo non ho la comodità per pagare. Ma chi li sta pensando i soldi in questo momento? Io sto parlando di tua moglie, ma si può mandare a monte un matrimonio così? Perché quello il prete fa subito da sopra l'altare, ti dà la benedizione, vi dichiaro marito e moglie e poi sono fatti vostri. Però papà là dentro mamma stava piangendo, Finge, finge, guarda nemmeno alla figlia vuole bene. Io mi ricordo che quando andavo a lavorare, che lei era piccolina, la sera prima di tornare a casa, gli portavo sempre una bella cosa, un giocattolo, una pazziella, una cosa per farla ridere. E lei mi aspettava sopra le scale, così, vedi, appena entravo dalla porta. Geppi, e non spendere soldi, Geppi, e conservati sti soldi, Geppi, e non fai l'ordo sbroscia a me che andavo a lavorare con la marenda sotto al braccio. Mamma mia. Papà, ma se volete piangere, piangete però. Ma risi a papà, tu a me non mi conosci bene. Abbiate pazienza, perché mo se te ne vuoi andare devi andare a fare i fatti tuoi, vattene pure. Ma risi, tu accompagna a Persichetto, abbi pazienza. Vieni con me, qua bisogna fare qualche cosa. Mamma mia, anima di mia mamma, dimmi tu che devo fare, caccia fa, dimmelo tu.
inginocchiati e bacimi queste mani. Oh, papà! Hai visto come sono belle parole sta canzone? Sì. Addenocchiati e bassami sti mani, sono copata. O padre non mi può cacciare. Io sì. sono il padre. E non mi può cacciare. Ho capito. Vabbè, bello, ma non ti arrabbiare. Non mi arrabbio. Ma vedere un po' di televisione. No, signore, non andate di qua, andate di là, papà, andate di là. Tra qualche fiasca viene a nascondere. Ma e perché non pozzi là? Non pozzi proprio là, non ho No, capito. ma voi andate dall'altra parte di qua, non ci potete venire. Ma come, sta cacciando in da casa tua? Ma che c'entra, papà? Ma figuratevi se vi caccio da casa vostra. Ma tu sai chi sono chi? Sai chi sono chi? Chi son copate, non mi può cacciare. Ma che fa? Ma mi sfotto pure. Ma chi vi sfotto, papà? Abbiate pazienza. Davvero bruciata. Mettiti a scuola. Io? Mettiti vergogna. Vergogna io? Sì. Ti voglio lasciare l'ultimo bacio ai papà tu. Mamma mia. Mannaggia la miseria. È solo questo non mi era mai capitato in questa casa. Papà! Mamma mia! Papà, là fuori, Papà, ma stai piangendo? È un pochettino di commozione, viene sempre a papà, hai capito? Ammettilo, sono lacrime per mamma. No, queste sono lacrime paterne. Ma io... Zitto. E quando mai? Fa la sentinella vicino al telefono. Non riesco a capire dall'altra parte quella che sta a fare sempre vicino al telefono. Aspetta, papà, io mo vado a sentire. Sì, va a sentire, ma sì, a me non mi importa, non mi passa manco per la capa. Solo che io devo cercare di capire sta cosa. Che le corna crescono di 1 centimetro il sabato, si fermano la domenica, io non lo so. Geppino? Che è stato? Oggi è domenica. E tu che ne sai? Perché tutte le mattine il ministro degli interni mi manda una raccomandata per dirmi che giorno è. È come importante la signorina. E certo che sono importante. Per questo c'è la maggiorazione festiva. Che cosa? Io mi chiamo Memette Bella Panza. Non fa debiti e non ne avanza. Sì signora, mettiti là dentro, aspetta in quella camera, sì, e non ti muovere fin quando non ti chiamo. Abbi pazienza. Memetta. È occupato. Qua stanno le signore, no, potete stare, io stavo andando via, Ma chi c'è là dentro? Niente, non c'è nessuno. Ma io ho sentito bussare. L'avvocato mi sta aspettando per un consulto. Papà, ma io non l'ho visto entrare. Ma sì, è venuto quando tu non c'eri. Ah, posto. Vai a aprire. Guardami, questa Voi? che mi sono appoggiata. Prego, mamma. Voi? Ognuno dice voi qua. No, perché io ho sentito mio marito che sta in quella camera là che sta parlando con voi. Volete dire al telefono? No, da vicino, faccia a faccia. Sta parlando con me. Sì, ho sentito pure che bussavate con la mano vicino alla porta. Devi sta a vedere che sono come Sant'Antonio, non me ne sono mai accorto. Andate in quella camera e vi trovate. Fate presto che è impaziente. Signora, spero che mi vogliate spiegare. No, ve lo fate spiegare da lui. E trovate a lui l'avvocato Sarappa. Signora, se non scherzo non lo trovo affatto divertente. Avvocato Sarappa, signor Geppino? A me non mi fa scemo, tu l'ha chiamato qualche altro avvocato per fare un consulto. Ci sta. Sì, parliamo un pochettino. E che è stato, mamma? Che c'è? Ha telefonato il tuo fidanzato. Ma chi, Nicolino? Vuole venire qua con la sua famiglia per combinare il matrimonio. Quello avrà fatto il pazzo e loro hanno ceduto. E gli poi faceva venire qua il prete, che Monica e il monologo. Papà, ma dove andate? Papà! Ti lascio il mio nuovo indirizzo www.sangennarei-poveri.it. Ma bevuto? Mio figlio che non mi ha cacciato in casa sua. No, papà, venite qua. Sedetevi qua che dopo parliamo un poco io e voi, Parlo un po' con Marisina. Adesso Margherita va da una bella cosa. Una bella cosa? Cristina, vai a prendere in cucina un po' di acquanice. Sì, signore. Cristina, metti 20 gocce di sonnifero. Sì. Anzi, 30. Ora parliamo un po' io e te. Parliamo. Aspettate, papà, poi parliamo. Allora, ti volevo dire, ma secondo te un padre vero, in queste condizioni, come si comporta? Una bazzunata in bacio. Andiamo, papà, aspettate.
Un padre col cuore in petto che c'ha, si sacrifica. Sì, che fa? Ma a me se ne vino. Vabbè, state quieti. Ci sono cose crudeli, no? Oh, vita mia. Sì, vita mia, vita tua. Che ci volevo zappatoio. Sì, signori, state quieti. Senti, mamma, ma tu e papà non potreste cercare di tenere la famiglia unita, Ma sono chi che non ci voglio stare più? È che io, quel maledetto avvocato che lo sconsiglio, che io lo volessi prendere per il bavero della giacca e dire, signor avvocato. Sentite a me, non mi mettete scuorna. Signor avvocato, io che sono scesa. A copposciare a balla. Io che sono scesa a compromessi con mio marito, con tutto che sono 2 anni due. Che ne schifo di unica casa mia. La casa delle pazze per farmi a pigliare chista. Con tutto che sono 2 anni che litigo mattina e sera con mio marito per il bene di mia figlia. Io sono una mamma. Ha ravogliato in danno sciallamire. Ma come si può fare? Quella tiene l'arteriosclerosi in testa e sa ricordi tutta quanto zappatora. Allora ti dico che questa per te poteva essere una magnifica, una bellissima giornata. No! Dice felicissima sera a tutte queste signore ingruvattate. Mamma mia, chic, ma tutte belle pittate. Bella cosa. Bella cosa. D'acqua e anice. Ci ho messo tanta anice. Ma tu pensi che sono fesse? Ma tu pensi che sono scemo? Guarda sta puzzolente. Secondo te non si accorge che sono l'acqua con le gocce dentro per farmi tormentare? Guardami, ma non mi vedete che faccio, ma scendo a baciare la cantina e mi va a imbriacare un bello litrerino. Così io muoio e voi piangete per finta piangete. No, papà, Margherita, non tengo più figli, non tengo più a nessuno. Amma passare. Papà, mi faccia a me. Vi adotto io. Voi siete un patriota? E me ne venite con me, Andiamo, che partiamo e voi, Ma è bello, ma è bravo, Margherita. Povera Margherita, quanto ne sta passando. Quello papà è progressista. Zia Cristi, progressista. Peggior giorno per giorno. Comunque, zia Cristi, vieni, senti, vieni. No, aspetta un momento, approfittiamo che siamo soli, ti devo dire 2 parole. Che mi devi dire? Guarda Marisi, io l'ho capito, A te Persichetto ti piace. A me? Sì. Io l'ho capito e poi tu sei giovane, io ormai mi sono abituata. E poi mi fa piacere se tu ti prendi a Persichetti per tramite di me. Io comunque ho già trovato una soluzione, guarda. Ho messo un'inserzione sul giornale, nella rubrica Cuori Solitari, vedi? Rosa Appassita presso Iaccarini, via Foria 136. E chi è Rosa Appassita? Io sono chi è sempre pseudonimo. Comunque, io si trova qualcuno qua sopra, io comunque a Persichetti te lo lascio. Ma fosse asciutto pazzo pure zia Cristina. Io poi mi sposavo a Persichetti. Ma quello pare mio nonno. Sarà peggettino. Ma allora siete cretino veramente. Ma qui il guaio vero è che le lettere sono anonime. Volessero il cielo che fossero firmate, sarebbero oro, platino. Non si fosse così. Dovreste accendere il cero in chiesa. A San Procopio, a San Gennaro, a San Martino, a chi le devo accendere ste candele, avvocato? A San Giuseppe, no! Ma ci pensate poter dire un giorno davanti al giudice in tribunale? Signor giudice, il cornuto Carlo Mazza sono io! E vabbè, sputiamo in faccia la fortuna. GP, io come vostro, da un punto di vista professionale, si intende, come fossi vostro fratello, è chiaro, vi devo dire, complimenti GP, tenete a corna! Io l'avevo capito, ma io il problema è che, avvocato, io le corna non le voglio tenere. Ma che avete lasciato i depositi qua dentro? Dolcissima fanciulla, la prego un poco di pazienza. Ma quale pazienza? Io tengo le ragnatele ormai. E non si preoccupi
dopo le do una mano io e gliele tolgo io le ragnatele. Uè, Pisellino, tu puoi togliere tutto quello che vuoi, basta che... È sempre la stessa canzone. Voi lo sapete, senza denari non si cantano messe. Certo. E poi io sono Mehmet Bella Panza, Sì. che non fa debiti. Non avanza. E bravo Geppetto. Ti sei fatto antico con sta canzone, Mehmet. Ma quest'acqua è fresca? Appena uscita dalla fonte. Ma pure l'acqua fa schifo in questa casa. Io ora me ne vado, ma domani mi dovete dare i soldi. Sì, signora. Ciao, Pisellino. Avete visto, avvocato? Avete visto? Io mi devo cercare in tutti i mezzi di ristabilire i contatti con mia moglie. Come intendete fare? C'ho il metodo, c'ho il sistema, avete capito? E allora la causa non la facciamo più. Ma no, signore, la causa è solamente rimandata. Quando vi prego, io indago, scopro, raccina e poi facciamo la causa. Sì, facciamo causa di separazione da una morta. Mamma mia, avvocato, avete ragione, avete ragione. Sta qua. Signore e signorina, io vi devo informare di un fatto. Qua è successa una situazione incresciosa. E che è successo? Hai chiamato Nicolino, il fidanzato di Marisina. E quello ha chiamato pure a mamma. Allora già sapete tutto. Sappiamo. Ma io ho dovuto dire di no per l'incresciosa situazione che stiamo attraversando. No, la fetente situazione. Sì, ma poi alla fine ho accettato, sapete com'è. Io sono il padre. E io mamma sono 2 volte. E sono fatto 3 volte. E io 4 volte. E 5 volte. E io 6 volte. E 6 volte. Ma che non lo faccio volte? Ma devi saltare volte. Per favore, basta. Oh, Mamma mia. ci penso io. Ci pensa voi. Ci pensa voi. Vediamo. Ma chi sta chiamando? È forse al manicomio, per il caso. Fosse un cielo trovasse aperto. Pronto? Sì? Nicolino sono io, ciao, sì, sono Marisa. Ascolta, qui la situazione è tutta tranquilla. Sì, vi invito oggi a pranzo tutti voi. Va bene, ok, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ecco qua, è fatta. Ma che fa? Dove lo prendi il mangiare per tutta questa gente? Mamma, io mica potevo pensare pure a questo. E oggi è pure domenica. E domani è sabato. Ci dici, ma dove che sabato spacca faccia. Mamma mia. Fai una cosa, piglia il tavolino, lo metti là e il tavolo grande lo mettiamo qua e appare qui. Ci può stare il seggio? Aspetta, un bicchiere lo pigli io. Dammi una mano, spostiamo sto tavolino. Mamma mia, che sto passando con papà? Perché? Si è messo a fare i servizi perché vuol far vedere che lui in casa è utile, utile. Dove li metto? Venite papà che vi aiuti. Piano. Ho detto come hai detto tu, metà di qua e metà di là. Papà, mettete un poco qua, metà di qua e metà di là. Forza. Venite. Brava. Un uomo a quell'età, guardate una cosa. Brava papà. Non è vero, Margherita. Ho fatto 12 piatti a noi. Bravo. E 8 piatti a Is. I bicchieri ci ho dato solamente 3. Bravo papà. Io non sono uno che sta che mano a mano. Hai ragione. Sono un attivo. Beata a chi mi trova a me. Andiamo a dividere la biancheria, papà, andiamo. Guarda che disgraziata fratello. Ha lavato il confine da mezzo e mi fa bruciare a me. Ma sempre che venite a casa notte ti spacca capo, Andiamo. Margherita. Piano piano. Ma dico io c'era bisogno di fare questa spartizione prima che ci divorziamo. Oddio, ma che so già allora? Va. Aspetta, Lei avesse una fa un bicchiere di sciolino. No, va a morire Dio, quando ti prego. falso allarme. Chi è? Qualcuno ha chiesto del fioraio? Non signore. E allora bisogna dirlo a sto signore che ha tanto insistito. Mi dovete scusare, la piccerella ha capito male. Sì. Io ho detto fioraio così per darmi un tono scherzoso, perché io in realtà sto un poco imbarazzato. Io in questa casa cerco un fiore. Dite pure. No, poi d'altronde sono... perché... Mo ve la do io una cosa di soldi.
No, che quali soldi? Ma è che avete capito? Io in questa casa cerco una donna che porta il nome di un fiore. Ho capito. Va bene. E poi, d'altronde, io sono venuto oggi perché lavoro e tengo libero solo il sabato e la domenica. E chi sei? E siccome di solito io il sabato, la domenica, anzi, mi riposo, il sabato... Avete detto questa volta mi lavorano, invece me la spassa di sabato. Esatto. Ma però invece sta settimana, il sabato, tutte impegnate, quindi ho detto... Mi diverto la domenica, capito? Mi diverto, io penso all'amore. Va bene, ho capito tutto, ho capito chi siete. Meno male, se avete capito mi togliete il peso di dovermi presentare. È questa la signora che cercate, vedete? Sì. Signora, permettete che mi presenti. Osvaldo Jacobrutto, tipo allegro. Jacobrutto, io non l'ho mai sentito. Guarda come fingono sti due. Signore, io in realtà mi chiamo Jacobello, ma sa, dico Jacobrutto per sfottere un po' a me stesso, prima che lo facciano gli altri. E allora? Ma scusate, ma voi perché non ve ne andate? Non vi preoccupate, parlate pure tranquillamente, parlate serenamente, tanto io sono lo scemo della casa. Ecco, mi sembrava infatti un poco strano questo. Comunque, permettete che gli dia un'occhiata? Signor, che dovete giratevi. fare? Che devo fare? No, avete ragione voi. È la terra che gira intorno al sole. L'ha fatto venire lui per farmi compromettere, è sicuro, A posto, benissimo. La signora mi piace. Ma tu cerchi di provocarmi, tu vuoi farmi passare un guaio a me. Mannaggia la miseria, qui a me non mi passa manco per la cara, capite? Non mi passa nemmeno per la testa. Signor, però noi questo scemo in casa non ce lo possiamo Sentite, tenere. ma quello... No, signor, non vi arrabbiate. Io ho detto così tanto per dire. Se ci dobbiamo tenere lo scemo, teniamocelo. Anzi, io vi vorrei parlare di qualche mio difettuccio che tengo, signor. Adesso vi dico qualche difettuccio che tengo io, così ci facciamo 4 risate. Facciamo macella. Signor, io mozzico, mordo. E io sputo. E sparo, pom! È bravo, così alla Befana lo zio ti compra una bella pistola nuova. Voi state zitte però. Signor, io fumo il sigaro. E la pippa. E io zampirona. Mannaggia la miseria. Ma guardate che va pensando in quella testa fradicia. Ma tu hai capito che non sono scemo? Sì, vabbè, signor. Ma ci diamo una caramella, sta zitto. Senti, ti avevo detto che quella... No, va bene. Mamma mia. Ho detto, teniamoci pure lo scemo, tanto d'altronde, signor, ognuno ha le cose sue. Anzi, io adesso, signora, vi devo parlare di un difetto che tengo. Ma mi vergogno, signora, Mamma mia, a che mi dirlo. volete far vedere? Ve lo dovevo far vedere, signor. Hai fatto bisce pescioline, Ma che sta dicendo Margherita? Voi dovete vedere la mia vergogna, signor. Sentite, se non ve ne andate, io vi faccio rugiolare per scale, vi faccio rotolare per le scale. No. Ma chi è? Bello, state zitti. Signor, voi dovete vedere, questo è il difetto che mi ha sempre complessato e mortificato davanti alle donne. Mamma mia, Signor, mi dovete far vedere. voi lo dovete vedere. No, mamma perché mia. se non vi piace, è meglio che lo so subito. Signor, mamma mia. guardate, la mia vergogna. Madonna! Margherita! Ti senti male, Margherita? Ammazza! Lo devo picchiare! Ma scrivere, mamma mia! ma scrivere davanti agli occhi, quando è brutto! Margherita, pigliati! Mamma mia! E io lo sapevo che finiva così. Ma d'altronde, se uno si vuole sposare, non deve dire subito tutte le cose. Sposare?
Io. Sposare? Ma chi si deve sposare qua? Ma come chi? Io e lei? Oh, signore del cielo, ma mi strappo tutti i capelli dalla testa, pure io, uno a uno me li strappo. Ma scusate, ma voi non siete Rosa Appassita che sta sul giornale? Ma che stai dicendo? Io sono Margherita, non Rosa Appassita. Margherita? Ma allora tu mi hai dato un fiore per un altro, Ma sei guarda proprio che scemo, sei proprio scemo, mi hai dato un fiore per... Me ne vado, Aspettate me ne un vado. momento, aspettate, adesso ho capito, quella è mia cognata Margherita, è lei che si vuole sposare. Chi? Mia sorella si vuole sposare. Quella me l'ha pure detto. Ma Accomodatevi. perché ha perso questa occasione. Mamma mia, No, si va a perdere l'occasione. Non ritornano più. Adesso la vado a chiamare, non vi Però preoccupate. scusate, io adesso io mi vergogno di parlare con tutti, Non vi è meglio che preoccupate. torno un'altra volta. È meglio che vi Stai, sedete, non vi chiamare. preoccupate, non vi preoccupate, vieni qua. Mettete un'altra volta il gatto i capelli in testa. Oh, fatemi vedere. Hai messo bene? Ah, bellezza. Cristina, vieni. No, però forse è meglio. Una bella sorpresa. Questa è Rosa Appassita e lui è il signor Jacobelli, è quello che ti ha letto sul giornale. Mamma mia, figuriamoci quando si toglie i capelli. Signor, è meglio che me ne vada adesso. No, quella si è commossa, ma ci parlo io. Ah, si è commossa. Tutto sa giusto, tutto sa giusto. Se a te non ti piace, io lo faccio. No, sai che? O personale è un po' meschina, però c'era una cosa che a me mi ha fatto sempre simpatia. I capelli biondi. Avete visto mia cognata di gusti raffinati? Capisce buono, capisce. E pensare che io non sto neanche troppo bene perché sono appena uscito da 3 giorni di ospedale. Oh, signore mio, e che è successo? Vi siete sentito male? No, si è trattato di un piccolo incidente. E l'altro giorno sono andato in Corso Garibaldi a trovare una ragazza che ho trovato sul giornale. No? Eravamo lì, stavamo parlando tranquillamente quando a un certo punto esce la mamma e sapete cosa fa? Tira fuori un vassoio e dice: guardate che servizio di porcellana tiene mia figlia. Vale un Perù. E poi sapete cosa ha fatto? No. Ha preso le tazze, a una me le ha tirate tutte in faccia. Ma forse quando vi siete tolti i capelli? No, aspettate. E non contenta di questo, mi ha tirato pure il vassoio nel ginocchio. È per quello che tengo. Perciò, No, sì, non è quando mi sono tolti i capelli, è che ho scoperto che quella era pazza. E infatti, quando sono entrato in questa casa e ho trovato lo scemo qua, mi sono detto: ma vuoi vedere che questo è il destino mio? Ma io non ti buttavo le tazze, caro Jacobello. Io ti manavi il pendolo a pressione dietro. Margherita, senti, ma io una cosa volessi capire. Ma che è sto fattere i capelli? Margherita, forse è meglio che lo sai tutte da botta. Questa è la verità. Questa è la vergogna del signor Jacobelli. A posto. Lo sapevo. Quanto è bello! Mi pare Sant'Antonio! E devi vedere quando va dal parrucchiere si fa la messa a nudo. Ci ha parlato mia sorella. Cristi, vieni, datemi la mano. No. Deve conoscere prima papà. È È giusto. finito Jacobello. È giusto. Quelle sono ragazze. Ragazze! Ragazze per bene, all'antica, educate. Andiamo a conoscere Andiamo papà. a conoscere Non vi papà. preoccupate se fa il netico, quello è un po' frenetico. Ho capito andate. bene. Un altro scemo per la casa. Andate. Aspettate. Che è? Vi scordate la testa qua. Grazie. Allora,
Avvocato, io non insistete, ve l'ho detto già. Signora, no, questa è una cosa inaccettabile, questa è una cosa impossibile. Ma perché si innervosisce così Io ho l'avvocato? detto che vogliamo rimandare la separazione per i fatti di Marisina. Ma come signora, io vengo qua il giorno prima dell'udienza di domenica per darvi il mio sostegno. Sapete? E poi vedrò questa notizia. Sapete, avvocato, ci abbiamo ripensato un po'. Ripensate, ma questo è impossibile. Ma perché si piglia tutta sta collera? Signor, qua se gli diamo altro tempo la causa la perdiamo. Questo ve lo dice l'avvocato Sabatino Stenda. Scusate, come avete detto che vi chiamate? Sabatino Stenda. Sabatino è il diminutivo di sabato? Sì, e che c'è di strano? Signore cane, le corna crescono di 1 centimetro tutte le volte che viene sabato. Ma che stai pensando? Che si chiama sabato, si chiama! È come se mi chiamassi Arcibaldo. E quello è un fatto comune. Anzi, sapete qual è la cosa curiosa? È che io mi chiamo Sabato, mia moglie Domenica. Che combinazione! E si fermano tutte le volte che avviene domenica. Allora sabato e domenica, non so sabato e domenica giornata, ma sabato e domenica persone. Ma che stai dicendo? Che ti sto dicendo? Che a me non mi importa, a me non mi passa nemmeno per la testa, anzi sono contento che tutte e due mi avete fatto le corna, così la causa la vinco, sicuramente la vinco. Io? Sì, tu e questo mascalzone, vedi? Io? Già, tanto strano! Il bicchiere! Mi vanno a avvocato! Ci siamo sempre a me! Al cimitero! Ma che sta succedendo? Avvocato, io sono contento! Tengo le corna! Grazie, avvocato! Grazie! Andiamo! A Roma! A vedere un po' il manicomio! No, Marisì, inseguisci tua madre! Avvocato, mantenete il pazzo. Io non voglio sentire, non voglio parlare con nessuno. E questo è perché avevano fatto pace. Geppino non vuole parlare con nessuno. Andate. Geppino non c'è. Andate. Se viene qualcuno, Geppino è morto. Me la vedo io. Ma che c'è? Ma che volete? Fatemi entrare. Devo parlare con il signor Geppino di Accarino. E parlate con me, sono io. Ah, siete voi Geppino di Accarino? Sì, signora, si accomodi pure. Vi dovrei parlare. Sei già seduta? Io le cose storte non le posso vedere, devo parlare per forza. Voi state ricevendo delle lettere anonime? Lettere? Ah, sì, lettere anonime. Signor Iaccarino, io so chi è stato. È una signora che viene nel negozio di parrucchiere mio a farsi i capelli. È una fissata con i tradimenti. Ditemi. Non so come, aveva scoperto che è un uomo, che io non so neanche che faccia tiene. C'aveva le corna. Se lo mise a seguire per vedere dove abitava. E vide che entrò proprio qua, in questo palazzo. E questa è una causa vinta. S'appostò di rimbetto per mezz'ora. E vide che s'affaccia un balcone di questa casa. Magnifico, quindi seppe pure a che piano stava. Esatto. Così andò dal portiere e gli chiese: scusate, chi ci sta di casa al 3° piano? E il portiere rispose: il signor Geppino Iaccarino, cioè voi. Io? Sì, io. E perciò quella pazza vi ha mandato quelle lettere anonime infami. E sarebbe disposta a testimoniare tutto il tribunale. Ma che state dicendo? Quella aveva sbagliato persona. L'uomo che aveva seguito non eravate voi. È un avvocato che viene sempre in questa casa. Un avvocato? Voi non ci azzeccate proprio. Il cornuto non siete voi. È lui l'avvocato. Aspettate, quello mi ha detto pure il nome di questo avvocato. Si chiama Sariccia. No, Saraggia. Sarappa. Sarappa, ma non è possibile. Voi non la conoscete a quella. Quella quando ci si mette è peggio dell'ispettore Megre. Oh, mamma mia. Figuratevi che ha saputo persino il nome dell'amante di questa signora. È un altro avvocato, collega del marito. Volete sapere come si chiama? Si chiama Stenda. Lo conoscete? Di nome? Ditemi la verità, siete contento? Vi ho tolto un peso da sopra lo stomaco. Me l'ho tolto da qua e me l'ho messo qua. Comunque, signor Geppino, io adesso me ne devo andare che ho lasciato il negozio aperto senza nessuno dentro. Arrivederci e statemi bene. Domenico? Non parlare! Sto arrossendo. E soltanto? Mi sto pure impallidendo. Chiederò il divorzio perché un uomo tradito dalla moglie ha tutto il diritto di divorziare. Bravo avvocato, bravo. Va bene, arrivato a questi punti.
mi resta che fare i conti con le mie azioni. Prendo la borsa, la giacca e me ne vado. Signor Geppino, qua non ci sta niente da fare, al tradito non rimane che questo. L'onore, l'eroismo del suicidio. È uscito pazzo l'avvocato. Geppino, sono momenti in cui è umano impazzire, è doveroso impazzire. Geppino, non ditemi di no, qui il suicidio ci vuole. Avvocato, non prendiamo decisioni affrettate. E allora uno deve sopravvivere con la vergogna in faccia. Ma perché si sta incazzando così l'avvocato? Oh, signore. Venite, vi racconterò tutto. Vabbè. Hai ragione che a manicomio stavano tutti in sciopero. E osate ancora parlarmi, cara moglie? Il vostro avvocato, il vostro amante ha confessato tutto, ha confessato. Sì, signore. Signora? Avvocato, perché avete confessato una cosa che non esiste? Signor, io ho dovuto. Gesù, e perché? No, bella, perché la cosa esiste. Esiste. E come no? E come che io me ne sono mai accorto? Signor, mica ce l'ho scritto in fronte. Ah, e allora voi siete un fantasma come l'uomo invisibile. No, signora, io sono un uomo discreto e non lo dicevo a nessuno. Ah, ma allora questa è una cosa che avevate solo nel vostro cervello. No, signor, inutile negare. Ah, avvocato, sentite, io conosco vostra madre da tanti anni e a voi da quando eravate bambino. Avvocato, adesso siamo soli. Sì. Mio marito non ci sente. No. E quindi è inutile fingere. Certamente. Avvocato, e l'uomo c'ha mascia? L'uomo ancella. Ma che c'è stato tra me e voi? Tra me e voi, signore? Niente. Ma allora siete proprio scemi. Ma buon signore, arrivederci. Ma allora chi sta l'avvocato è scemo e pazzo? Avvocato, ma che scherzate? Ma che scherzate voi con le corna, la causa? La vincete sicuramente, la vincete. Sì, perché io mia moglie la distruggo, la rovino, la mando in mezzo a una strada. Scusate, ma che c'entra vostra moglie? No, perché non sapete ancora niente. Le lettere anonime non erano indirizzate a vostro marito, erano indirizzate a me, capite? Era un errore. L'avvocato Stenda ha confessato, è l'amante di mia moglie. Bravo avvocato, bravo avvocato. E voi mi farete da testimone. Certamente. Sì, perché io la causa la vinco, sì, io mi prendo un buon avvocato e la causa la vinco. Io non sono avvezzo, io la causa la vinco. Perché io la causa la vinco. Capito, ho capito. Mamma mia. Eppure se ci penso, Margherita. Mo mi devo trovare un altro avvocato pure io. Margherita? Margherita è morta, Margherita non c'è più. Eppure se ci penso, tutti questi anni insieme, hai visto solamente quello che volevi vedere, senza capire quello che ti dicevo, senza guardare quello che stavo facendo per te, solo rispetto, dispetto e niente più. Perché tu hai fatto? Cosa hai fatto? Io per te era quello che scassavo, quello che alluccava per niente. Ma tu ti sei chiesto io di che cosa avessi avuto bisogno? Di uno sguardo, di un bacio, di una carezza affettuosa. Addirittura hai pensato che io ti avessi tradita. Tradita. Ma basta, Geppi. È finito tutto. Leva tuo pensiero. E per me non è finito niente. Io, in fondo, sì, ho fatto il pazzo, ho fatto lo scemo, ho rotto tazze, bicchieri, tutto quanto, ma dopo tutto il tempo che è passato ho capito che ti ho voluto bene e te ne voglio ancora. E allora che dici? Che ti dico? Tu mi vuoi bene? Ti voglio bene, sì, pure io. E allora l'uomo tutto cosa amiezza, gli avvocati, le cause, facciamo pace. Margherita! Che ti devo dire? Mi vuoi bene? Ti dico sì. Margherita! Oh mamma mia, che state facendo? No, abbiamo fatto pace! Oh, che bello, avete fatto rassetto subito! Sì, rassetto tutto. Voglio avvisare a papà però. No, Cristi, a papà lo devo avvisare io. Ci devo far pace, ci ho litigato, sai com'è? Aspettate qua, prepari pure una bella bottiglia di champagne agghiacciata, Papà! Babbo! Mamma mia, che è stata? Aiuto!
Aiuto, Margherita, aiuto! Ti dico che ti mi avete ammazzato! Che avete combinato? Margherita, volevo entrare dentro la casa nostra, volevo entrare! Ti sei fatto male? No, mi ha fatto bene, mi ha fatto, guarda qua, mi ha rotto la testa. Papà! Non ho capito, ma avete fatto pace? Sì, signora, papà, abbiamo fatto pace. Permesso? Scusate, ho trovato aperto, perciò mi sono infilata. Ma vi stavate litigando? Geppi, aveva ragione mia nonna. Parrucchiere, sarto e portiere sanno i fatti di tutti i quartieri. Signor, scusate, ma io non sono abituata a queste cose. Io non ho mai visto un marito e una moglie litigare così. Quello la buonanima era un sant'uomo. Signora mia, se dite così veramente non avete idea. Vedete, io e mio marito litighiamo, ci pigliamo ammazzate, però ci vogliamo bene più di prima. Sì. Ma allora avete fatto pace? Sì, signora, abbiamo fatto pace. Venite, hanno fatto pace. E allora, sì, e allora adesso bisogna festeggiare. Ma allora mo si mangia? Papà e Ambres. T'accompagno vica sulla te casina amica e da volte per quartiere ando sola non vera, ma se vede tutto il resto e sarà ne finestra e capisci com'è bella la città e vuole Chanel. Com'è bella la città e vuole Chanel. Com'è bella la città e vuole Chanel. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per la mano che fatienta, che non tiene una coscienza e non tiene una rispetto, come fanno a figlia suona quando a sera rindolietta. Rindolietta, rindolietta, quando a sera rindolietta. Rindolietta, rindolietta, quando a sera rindolietta. Ah, quando porta a Marcialina sembra che non tiene a
perché ti nota ricca, ma perché sei sempre fatto e soltanto per ti spiegare. Per ti spiegare, è soltanto per ti spiegare. Per ti spiegare, è soltanto per ti spiegare. Mi dispiace solamente. Grazie. Questo pubblico sempre bellissimo, per un cacchio così. Va bene, grazie tante, grazie agli amici che hanno accarizzato, grazie a Roy, grazie a tutti i tecnici, grazie al Comune di Santo Stefano Magra. E anche quest'anno siamo venuti insieme a voi, siamo felicissimi e siamo riusciti anche a portare avanti questa commedia. Pensate che questo bambino che sta salendo adesso, quando noi abbiamo cominciato lo spettacolo era questo qui che veniva sul palco a ringraziare. Quindi è una tradizione familiare che si tramanda. Io vi ringrazio tanto, dite ai vostri amici che faremo delle altre repliche, le metteremo sui social e speriamo di vedervi sempre tanto numerosi come oggi. Grazie a tutti quanti, grazie alla compagnia del palcoscenico che sta in sala, sono anche qua alcuni nostri amici. Io che sono musicante e mi sento fortunato, canto e sono e canto che sta bella serenata. E perché sono innamorato, perché forse ci sono nato, ma venite con me è bella città e me ce n'è.